venire. Di dove siete? Silea! Per chi fate il tifo? Per quale carro 5? Perché dovete sapere che c'è anche il concorso, quindi per il carro più bello, per la coreografia più bella, per il ballo più bello. Perché non siete andati a sfilare voi? Troppo piccoli ancora. Colpa delle mamme. Colpa delle mamme. Prossimo anno allora. Ci siamo organizzate. Ecco, allora sono venuti così ad esplorare per capire per il prossimo anno come si dice. Poi invece abbiamo una bella coppia qui, ecco, vi siete già messi come dire, in pole position. Predisposti. Molto bene. Siete a quale carnevale in termini di numero? Quanti ne avete visti? No, quest'anno è il primo. Questo è sì, ma nel corso degli anni? Tanti. Ogni anno. Sì. E da quanti anni li state guardando assieme? Da quanti 50. Anni? Da 50 anni sposati? Sì. Complimenti. Grazie. Complimenti. Mezzo secolo. Come si fa a stare insieme mezzo secolo? E bisogna sopportarsi. Bene, grazie, buona sfilata. Però prima di partire io voglio venire qui con il nostro Simone perché una cosa importante che ha voluto il sindaco, ma ha voluto anche il presidente dell'ISRA è questa parte qua, ovvero tutti i nonni della casa di riposo in, come dire, posizione privilegiata per poter vedersi la sfilata di carnevale. Allora, visto che prima ho già sentito una nonna, aspetta che vengo qui. Signora, ce la fa a salire? Dai, mi dia la mano. Su. Ecco qua. Di che cosa è vestita? Non so, i mega vestiti. L'importante è vestirsi al carnevale. Sì, proprio. Perché a carnevale Ogni scherzo male. Lo facciamo sedere di nuovo con le sue nipotine qua, piano piano. Guardate qua che colpo d'occhio eccezionale. Loro, già vedere loro è già una roba, devo dire, bellissima, perché è un momento di festa per la terza età, un momento che vi fa un po' tornare bambini vedere queste sfilate. No? No, sono triste invece. E perché è triste? Perché non ho mio marito più qua. Vabbè, però oggi bisogna essere felici per forza. Sì. Dai, un sorriso. Un sorriso. Con i miei 90 anni. Complimenti signora, vedo che a chi li butta i coriandoli? Non lo so, chi sarà che inizieranno a buttarli. Però magari quelli più belli, perché sennò li consumo subito tutti. Complimenti. Complimenti signora, complimenti. La pantera rosa? Lei è vestita in rosa da pantera rosa? E lei? Oh, che bel braccialetto che c'ha! Chi gliel'ha preparato? Non sono preparato. Da che cosa è vestito? Da semplice. Da pensionato? Sì. Ecco, questo è il vestito da pensionato per carnevale. E allora intanto sempre con Simone andiamo un po' indietro, vediamo qua come si imposta la cosa. Guardate un po' il colpo d'occhio dell'inizio dello sfilamento, questa è l'onda azzurra che dicevamo, cioè le ragazze. Buongiorno, voi siete dei. Hai visto? Prima che paura. Simone non sta a ridere, che la metti già in soggezione. Allora, qual è la coreografia? Facciamo 2 coreografie, una con i pomponi e una con i bastoni. Da quando vi state preparando? Da 2 mesetti per queste coreografie. Perché lo fai? È la mia passione, ormai da 10 anni. Bene, complimenti, ti vedremo poi in azione. È giusto per dire, eccoci qua, così andiamo avanti. Simone, vuoi che, visto che partiamo tra poco perché lo sfilamento comincerà alle 14:15, salutiamo tutte le persone, facciamo vedere anche le persone sui balconi in posizione privilegiata, vediamo poi ci sono gli assessori, c'è tanti consiglieri comunali, c'è di tutto insomma qui per cominciare questo lungo pomeriggio insieme con i carri mascherati, però io voglio a questo punto, visto che ci stiamo arrivando, allora siamo pronti? Sì, io però devo fare deferenza perché abbiamo Re Carnevale. Buongiorno Re alla regina, aspetta che mi metto in mezzo che non si vuole mai. Tutto pronto? Tutto pronto. Ma devo parlare con lei oppure con lei? Di solito si parla qua a padrona di casa. E allora parliamo qua a padrona di casa. Tutto pronto? Tutto pronto. Siamo pronti. A 23 anni cosa si prova a aprire questa sfilata con, io ho calcolato circa 1 migliaio di persone perché solo tra organizzatori, figuranti, meccanici, aiuti, eccetera, siamo circa 1 migliaio di persone. Poi ce ne sono 60-70 mila sulle mura,
È una bella emozione, è importante essere qui. Ecco, ma per una giovane, visto che ha 23 anni, uno dice ma forse queste cose sono un po' passate, il digitale cambia tutto. Al contrario, credo che sia importante mantenere vive queste tradizioni che sono importanti per la nostra città e se non le portano avanti i giovani vanno dimenticate, quindi è importante. Avete insegnato bene voi qui al gruppo folcloristico, eh? Certo. Perché diciamo che il tema del gruppo folcloristico, ricordando Franco Crespan, è quello di portare avanti le tradizioni. Portare avanti le tradizioni. Bisogneria anche parlare in dialetto, ma in dialetto parla sempre manco. Beh, insomma, cerchiamo di parlare anche noi altri ogni tanto. Poi, Certo. poi magari una volta ci toccherà anche mettere giù il traduttore perché la gente non capirà più. Devo dire che però, come era il carnevale, la frecciatina diciamo più da processo della vecchia l'abbiamo detta prima, quella della porta. Qui siamo a Porta San Tommaso, cos'è che manca? Manca una porta. Qui a qua chiave. Ecco, e ora c'è la chiave ma non c'è la porta. C'è la chiave ma non c'è la porta. Va bene, allora siamo pronti, andiamo a vedere se tutto sta per cominciare, vediamo se riusciamo a raggiungere, perché siamo intorno alle 14:15, 14:30, andiamo sempre in testa per far vedere i vari, come dire, le varie personalità. Buongiorno. Salve. Salve. Voi siete vestiti da cosa? Da dame medievali. Ma madame un po' trasgressive perché vede la... Un po' dark. Far vedere la forza delle donne in ogni istante, visto che siamo poche ma in buone. ogni epoca. Ma i vestiti noleggiati o ve li siete fatti? No, se siamo fatti Siamo fatti noi. un po' di fantasia. Ma quanto ci vuole fare un vestito così, cioè in termini di tempo? Ma in termini di tempo un mese. Un mese? Più o meno. Sempre nei ritagli di tempo? Assolutamente sì. Ma e da dove vi siete ispirati? Disegni? Ma guardi, noi abbiamo fatto Disegni, un po' tutto fare. Poi ci mettiamo del nostro. Con vari collage. Ma chi ve lo fa Ci fare? piace. Ma chi ve lo fa fare? Appunto, Puro siamo chiesti anche noi. Puro chi ce lo fa divertimento. fare. E poi quando finisce la sfilata le mettete via per l'anno successivo? Via. Si adobberanno in maniera differente, ma resta la Una base. nuova veste da mamme come sempre. Esatto. Mamme Mamme e figlie. che dobbiamo sempre Perché fare. essere venuti perché Treviso e non ad esempio Venezia, visto che tutti vanno a Venezia vestiti da carnevale? Ma stiamo aprendo il carnevale di Treviso e guarda che carnevale. L'importanza ci vuole, insomma. Guardando con Simone il nostro... Le nostre della Zozzagna. Voglio dire, con questo colpo d'occhio di gente... Viso di gente. È bellissimo, Tantissima, è una veramente bella bello. emozione sia per chi sta fuori, ma io dico sempre venite anche di qua. Che era Partecipate bello anche da questa fare parte. gruppo, fare unione, perché è bellissimo l'unione che ci sono tra le persone e creare questa armonia. Noi eravamo partiti che volevamo fare il gruppo delle donne come la forza delle donne. Siamo rimaste poche perché purtroppo ci sono state varie malattie che ci hanno un po' impedito, infortuni Vabbè, vari. sarà per il prossimo anno. Ma il prossimo anno... Non vergognatevi che continuiamo una tradizione molto importante, questo è il messaggio per tutti. Ecco, però le ultime parole le faccio con le più giovani. Ma da una via di qua, guarda, telecamera da questa parte. Ma senti, ma sfilare è fisico. Non era meglio stare a casa a guardare il tablet? No, Perché? perché è un'esperienza nuova. Ci dà allegria. Perché vi dà allegria. Sì, ci piace poi vestirci con tutti i vestiti. Insomma, c'è qualcosa di fisico, non è tutto virtuale. Sì, esatto. Grazie. Allora, tanto buona sfilata anche a voi. Sentiamo un attimo come siamo messi. Io continuo a cercare il colpo d'occhio per vedere se vedo il sindaco, ma non lo vedo ancora. Però vedo Giuliana. Ecco qua Giuliana, a che punto siamo? Possiamo dare il via alla sfilata carri allegorici 2024. Ma non hai il fischietto? No. Ai. Quindi diamo il via. Diamo il via, allora si parte ufficialmente con la sfilata dei carri. Allora Simone, noi avanziamo un po', perché così facciamo vedere, ma più che far vedere me, facciamo vedere il colpo d'occhio di persone. Eccoli qua tutti quanti, guardate che bel colpo d'occhio di persone assiepate. Voi al gruppo D da dove venite? Roncade! Quindi siete tutti già... Ecco, vedete che insomma c'è tutta la provincia che sfila qui.
Allora, cominciamo con il gruppo folcloristico trevigiano che apre sostanzialmente la sfilata dei carri allegorici. Occhio Simone, guarda i sacchi che abbiamo qui di coriandoli, quindi avete già capito che si comincia alla grande con lo sfilamento e come sentite il ritmo lo stanno dando proprio quelli del gruppo folcloristico trevigiano. Vi ricordo, subito dopo c'è Re Carnevale e poi a seguire ci sarà poi ci sono dei figuranti e poi comincia il primo gruppo con le prime figure di ballo e quant'altro. E intanto noi continuiamo a vedere questi passaggi, chiamiamoli così, mentre il ritmo viene costantemente dato. E intanto continuiamo anche a sentire un po' di persone perché naturalmente il vero spettacolo lo fa la gente che si è sempre da qua. Caspita che orecchie grandi che hai. Cosa sei vestita? Barbie! Elfa poliziotta, perché c'ha pure le manette. C'ha pure. Hai le manette, elfa e poliziotta. Cioè voglio dire, un mix veramente, Complimenti. Allora, adesso continuiamo a far vedere l'inizio di questo sfilamento, poi vi ricordo che abbiamo un'altra telecamera. Ecco qua. Ciao, tu sei vestito da? Joker. Da Joker? Sì. E dov'è il sorriso di Joker? Prova a fare il sorriso di Joker. Di dove siete? Qua di Carbonera. Perché venire e soprattutto portare i bambini per la sfilata? Tanto per loro è divertente, poi è sempre un momento di ritrovo anche tra amici, quindi... Ma diciamo che il carnevale ha ancora un senso in un'epoca digitale come questa. Sì, il folklore deve sempre esserci. E anche un po' di materialità, perché se non sti ragazzi... Sempre solo TV e telefonino. Grazie, buona giornata a voi. E noi proseguiamo perché guardate che colpo d'occhio, Simone continua a far vedere la gente. Oh no, adesso abbiamo assessori e consiglieri che buttano coriandoli a tutti e mi sembra la cosa migliore. E poi abbiamo il signor sindaco. Sindaco, ma versione maxi di come dire? Cioè, è duro il carnevale, è duro. Ma lei ha abdicato oggi, quindi è sindaco, però... No, dovete prendervela con Re Carnevale, oggi io non c'entro niente. Sono qui per divertirmi e per tirare tanti coriandoli a questi bambini che mi stanno riempendo. Come sto per fare, guardate, in diretta. Guarda qua Super Mario. Ecco qua Super Mario. Ciao Super Mario. Ciao. Lui è Mario e tu sei Super Mario. Super Mario. Dai la mano Super Mario. Allora, adesso per un secondo serio. 60.000 persone qua intorno ci dicono già assiepate lungo le mura. 25.000 persone impegnate in questo pomeriggio solo tra personale. Insomma, un bel numero di persone, una bella festa, una grande città. È una manifestazione importante, è una festa di comunità, nel senso che qui chiamiamo a raccolta tutte le famiglie, i bambini, mettiamo da parte anche quelli che sono un po' i problemi di questo periodo e pensiamo solo a divertirci, a vestirci in maschera, da Batman, da Fattino, da Super Mario, da indiani, insomma ognuno può fare quello che vuole, però credo che avevamo davvero bisogno di una giornata come questa e il sole e il bel tempo anche ci accompagna, quindi godiamoci questa giornata in una città meravigliosa con una comunità fantastica. Devo dire che poi lei ha voluto che i nostri nonni, quelli dell'isola, fossero in prima fila, è andato anche a trovarli prima. Sì, loro sono parte integrante della nostra comunità, sono tra l'altro custodi di tradizioni, di esperienze, di cultura e quindi devono far parte della nostra festa. Ringrazio gli organizzatori, ringrazio le forze dell'ordine che stanno garantendo la sicurezza a tutti e quindi godiamoci questa festa e soprattutto questa battaglia di coriandoli. Queste sono le lotte che ci piacciono, quelle dei coriandoli, del divertimento, altre non ci interessano. Devo dire che per essere vestito da sindaco vi tapperà molto bene. Grazie a Mario Conte, sindaco di Treviso, e allora con il nostro Simone Merlo cominciamo a far vedere le coreografie.
No, ma adesso io lo devo chiedere, non riesco. Ma andate avanti così fino in fondo? Sì. Ma come fate? Quanta energia avete? Tanta. E quanto vi allenate per fare una roba del genere? 3 volte a settimana. Tutti da Jesolo? Sì. Brave, poi c'è quest'estate quindi andate a nuotare? Sì. Complimenti. Ma non vi stancate mai, no? No. È rigida, però è lunga e arrivare fino in fondo. Abbastanza. Quindi vi siete, insomma, fatto una bella colazione stamattina? Sì. Oh, no, aspetta che non vi faccio perdere il ritmo. E allora facciamo vedere queste brave, bellissime ragazze. Oh, aspetta che... Ma quante volte hai provato? Io faccio questo sport da 12 anni. Lo fai da 12 anni? Sì. Ma chi te lo fa fare? Io. Ti piace? Sì, mi piace. È un buon ballo. E allora si sono fermate, noi siamo nel frattempo arrivati a, diciamo, all'uscita di Piazzale Burchiellati, avanziamo leggermente, faremo sempre così sostanzialmente, questo perché cerchiamo di far vedere un po' di persone. Ciao, senti, ma comodamente seduto in prima fila, Carnevale, perché essere qui? Per bello vedere le maschere. Voglio dire... Anche maggiorette. Ah, ecco, era quello che volevo. Perché, insomma, là che l'occhio vuole la sua parte, la bellezza non può prescindere da una giornata come questa. Qui abbiamo quello degli spaghetti, che dovrebbe essere Antonio, però diciamo che con il tridente dovresti essere... È praticamente Dio Nettuno, ecco. O no? Esatto, però lui dice sempre... Serve anche per gli spaghetti comunque. Serve anche per gli spaghetti, bene. E allora intanto vediamo ancora una volta i giovani degli anni 50 che si muovono. Questo è il secondo gruppo che sfila. Diciamo che il primissimo è stato quello del gruppo folcloristico trevigiano che ha aperto, poi ci sono state le maggiorette e diciamo sono i primi gruppi danzanti. Questo è il secondo gruppo danzante, giovani anni 50 che fanno questa coreografia, ve la ripeto, questo è il mare calmo, il mare che si riunisce e poi naturalmente c'è il mare mosso, insomma ci ha spiegato tutto prima. Devo dire che più che una coreografia sembra, come dire, una ginnastica dolce, quindi sicuramente queste signore e questi signori la continueranno a fare anche dopo Carnevale, a dimostrazione che venire a Carnevale, prepararsi per Carnevale è sempre utile, anche poi quando si supera, diciamo così, il periodo di Carnevale. E allora Silea, i giovani degli anni 50 che hanno sequestrato sostanzialmente il nostro povero Simone che si trova all'interno, e adesso, ciao Simone, ti saluto, me ne vado, tu rimani con loro perché tanto non ti molleranno più. No, sto scherzando. E allora passiamo dal mare tranquillo, forse, dai, eccoli qua, hai visto che bravi? E invece andiamo al terzo gruppo. Allora vediamo qui, questo è il gruppo di energia, se non sbaglio, mi pare che proprio siano estremamente energici. Allora sono le energie in movimento di Nervesa. Sulle mani, eccoli qua, sentiamo. Eccoci, ci siamo! Energia e movimento, corte in scena, lo spettacolo di 4 elementi che donano origine alla vita. Terra, fuoco, acqua e aria. Riscaldamento, amore, oggi qui a Treviso. Avete ognuno di noi per questo straordinario spettacolo. Carnevale 2024. Porta in scena lo spettacolo, 4 elementi che danno origine alla vita. Terra, fuoco, acqua e aria. Guarda che è lunga però, Ognuno di noi. E domani sta a letto tutto il giorno. Subito l'evento, palcoscenico naturale qui a Treviso. Energia e movimento, suona di ballo a Nervesa della battaglia. Complimenti per i capelli, complimenti per i capelli, complimenti per i capelli. Belli fucsia, perché sotto sono un po' grigi. Sì, bel colore. Devo dire, anche l'autista ha un bel colore di capelli. Devo dire,
carnevale. Porta in scena lo spettacolo, i 4 elementi che danno origine alla vita. Terra, fuoco, acqua e aria, il quinto elemento, amore, lo vediamo ognuno di noi, oggi qui a Treviso, per il carnevale di marzo, il carnevale di insieme di marzo. Allora, Simone, ci siamo, sì? Non potevo che salire su uno dei primi. Allora, tu, il tuo nome e il tuo cognome? Io mi chiamo Oscar Favaro e fai il DJ qua. Faccio il DJ, faccio lo speaker, faccio quello che posso, sono un papà delle ragazze che ballano in questa scuola di danza. Ecco, come avete pensato questa vostra coreografia e soprattutto come siete riusciti a coinvolgere anche la gente in Anta, perché qua è lunga la strada, eh? Allora, il tema di quest'anno della scuola sono i 4 elementi che danno origine alla vita. Abbiamo fatto il nostro saggio e oggi abbiamo pensato di portare in scena questo spettacolo anche a Treviso per il carnevale, adattandolo a questo spettacolo. I ragazzi sono divisi per colore e rappresentano gli elementi che fanno parte, che creano la vita. Aria, terra, fuoco e acqua, gli elementi che danno origine alla vita. Il quinto elemento, l'amore, lo mette ognuno di noi. Ma come hai fatto a convincere quelli con gli Anta a ballare fino in fondo? Hanno più energia di noi. Non ci credo. Ci credo, te lo giuro. Sono loro che spingono per fare esibizioni, per andare a ballare, perché noi ci chiamiamo energia in movimento e loro ne hanno da vendere di energia in movimento. Senti, la più giovane o il più giovane e quella un po' più con gli anni? Abbiamo una persona che ha 63 anni, che è qui avanti a ballare vestita in blu, e abbiamo bambini di 4 anni che iniziano col gioco danza nella nostra scuola. Ecco, l'importanza della danza soprattutto per i più giovani, per evitare che si fermino davanti ai tablet. C'è un'unica cosa, quando balli ti diverti, non usi il tablet, non ti puoi drogare perché se hai qualche sostanza non riesci a ballare. Quarta cosa, la danza crea energia positiva e quindi divertimento. Endorfina, che vuol dire l'ormone della felicità. Grazie, ti lascio fare il DJ e scendo, vediamo se... Io adesso... Dai, no, tranquillo. Vai a fare il DJ, vai. Energia in movimento, porta in scena lo spettacolo, i 4 elementi che danno origine alla vita. Terra, fuoco, acqua e aria. Allora, io provo a scendere, tempo Simone continua a far vedere, ecco, sceso, perfetto, e così siamo tornati a terra. Vi state divertendo? Non ho capito. Se vi state divertendo? Sì, molto. Ti stai divertendo? Sì. Perché non sfili? Perché non sfili? Sei vestito da cowboy? Sarà per la prossima volta. Anche... Ma cos'è? Softball? Sei vestito? Sì. Complimenti, perché andiamo avanti. Simone, vuoi che arretriamo, facciamo vedere il prossimo giro? E questo è, vediamo, adesso prendo un attimo gli appunti. Intanto avevo visto, devo dire, 63 anni, Simone, arrivare fino in fondo, dopo continuando a ballare a questa velocità, devo dire che sono molto bravi. Pieno di coriandoli sull'ottica, che ci sta bene, no, ci sta proprio bene. Allora, andiamo avanti con il prossimo, abbiamo detto che abbiamo passato il gruppo ragazzi anni 50, la scuola di ballo, e adesso il gruppo Amici Trattori d'Epoca della Marca. I trattori d'epoca, allora, buongiorno, di che cosa siete vestiti? A contadini di una volta. Ma erano vestiti veramente bene i contadini di una volta? Perché avevano i soldi. Quindi voi eravate i latifondisti di una volta, i paroni? Perché i servi della Gleba erano vestiti molto peggio, Lo so. Allora, chi è il capo qua del trattore? Il capo del trattore è di là. Allora andiamo di là a vedere. No, col cappello nero. Eccolo qua col cappello nero, ma noi lo conosciamo quello del cappello nero. Eccoci qua. Allora, buongiorno al signor Criveller. Allora, che trattore è questo? Guarda che non siamo in agricoltura veneta. Cosa avete pensato di portare? È un trattore che non so neanche io bene che marca sia. E fai il capocarro e non sai che cosa c'è? No, è un Unimag. Ma senti, allora il vostro carro qui cosa vuole rappresentare? Il filò? Vuole rappresentare i cantori in cucina, come succedeva una volta, che una grande cucina
si mangiava e si cantava in allegria. Sì, però il cuore come di matti, qua. Appunto, non so perché il cuore matti. Aspetta che andiamo a dai che io salgo, salgo, Simone, dai che saliamo, vai. Ecco che Simone, salgo anch'io. Vado per la perdita del gallo, per la volta anche il ponaro, dalla rabbia delle gare, per la volta anche il ponaro. E compare Giacometto, che aveva un bel galetto, quando canta il verso il becco, e fa proprio innamorare, e quando canta il verso il becco, e fa proprio innamorare, e quando canta il verso il becco, e fa proprio innamorare. Allora adesso io mi metto in mezzo perché voi non lo sapete, ma per certi versi questo è un po' il carro di Antena 3 e di Agricoltura Veneta, e non a caso c'è Aldo Cescon qua con noi. Hai fatto un cartello particolare per il nostro amico Adriano? Per mio fratello! Che oggi sta seguendo da casa. La diretta, lo vogliamo salutare con un abbraccio! E ora toppare, tuo nonno cosa diria adesso? Mio nonno mi diceria, guarda quanta gente che si ha senza per niente. E ora, stemme bene? Stemme bene, e che Dio vi manda è buona. E che abbiate tanti coriandoli. Esatto. Va bene. Allora lasciamo andare anche questo carro, grazie, e scendiamo. E avete visto insomma la tradizione. Aspetta che adesso eccoci qua, grazie. Aspetta, spostiamoci un attimo perché altrimenti non riusciamo a fare l'intervista con tutto questo audio, poi le raggiungerai. Allora, Criveler, voi avete portato un carro particolare, perché non è un vero e proprio carro, è il nostro filò, la nostra tradizione. È un'idea. Perché? È un'idea. Perché una volta si cantava sulle cucine spesso, ecco, ma adesso non si canta più. Infatti, a Carnevale che senso ha portare questa cosa in giro? Noi siamo mosche bianche, siamo diversi. Ok, e allora ti lascio andare perché sennò perdi il carro, Adesso però perdo il carro ma trovo Nane Careghetta, vai. Ecco qua, Nane Careghetta. Finalmente seguiamo trovato. Perché Nane Careghetta? Per chi... ecco, via, ecco qua. Ecco, anche queste. Ecco. Nane Careghetta, per quelli che non la conoscono, perché Nane Careghetta? Nane Careghetta è a maschera di Treviso. Ecco, ma spieghiamo perché. Allora, nei primi del Novecento è stato scoperto questo personaggio, è stato vietato perché tu è in giro a gente, e 10 anni fa è riproposto. E sto anno sono qua a Treviso con i cari, con una giornata bella così. Ecco, ma ascolta a me, Claudio, perché al secolo è il nostro Claudio, ecco. Allora Claudio, ma perché si chiama Careghetta? Allora, Nane Careghetta era un mediatore, non so di cosa, perché non sa neanche lui di cosa. Purtroppo non possiamo sapere tutto. E era un personaggio che si intruffolava per tutti i cantoni. A Careghetta perché? Perché andando magari in un bar, lui disturbava, cioè posso sentarmi là con voi altri? E non andiamo a Carega, e mi pronto, tac, tiro fuori a Carega. Posso che altro tauin? Posso bere un'ombra? Non andiamo il bicchiere, aspetta un attimo. Ecco qua il bicchiere. Ma allora l'idea era quella di truffolarsi dappertutto, per dopo... Allora qua... per dopo far cosa? Per fare affari? No, che affari è cosa? Che affari è che non si può fare niente. Se si è venduto tutto, non si vende più niente. Però se mangia se beve, io adesso sono con questo carro qua perché te l'ho visto prima là, poi se mangia se beve, tutto che vai dove, questi disperati da Dio, ma i P. Grazie a Nane Careghetta. Allora continuiamo, avete visto, questo è un altro modo di divertirsi. Nel frattempo abbiamo superato Piazzale Burchellati, cominciamo ad entrare e guardate che colpo d'occhio dal basso, io devo dire fantastica questa sfilata dei carri mascherati 2024 a Treviso. E allora continuiamo perché siamo ai veneziani Gran Signori, circolo sportivo Santa Maria del Rovere, Treviso.
Allora, veneziani gran signori, vestito da? Da veneziano, da nobile veneziano, perché vedi, sono questi i giorni in cui tu puoi vivere all'infuori di tutti gli schemi quotidiani. Il carnevale è una pausa liberatoria all'interno di una vita scandita da regole, da doveri, da impegni, e in questo lasso temporale tutti noi, io, te, qualsiasi, possono, celati da una maschera, fare dire ed essere un'altra persona. Ecco, ma allora a fare il veneziano, aspetta che mi metto dietro, non voglio, così tanto dovevi vedere anche gli altri costumi, mi metto qua, no, fermo, no, state qua così perché così si muove. Tanto io, no, signor, venga qua, che io non sono importante, siete importanti voi. Mettiamoci tutti a largo. Esatto, andiamo avanti oppure... Andiamo avanti perché sennò perdiamo l'anda, altrimenti andiamo avanti così. Se andiamo avanti così, a stanotte siamo ancora a sfilare. Ai domori perché stamattina. Esatto, e ora ascolta, ma vestirsi da veneziano a Treviso non è un po' un controsenso, perché non so se lo sai, ma la storia racconta che i veneziani ci hanno comprato alla fine. No, Treviso è stata il primo territorio di terraferma di Venezia, è stata anche l'unica città mai conquistata dai nemici di Venezia, e quindi credo che un omaggio alla grande Repubblica Serenissima sia doveroso. Anche perché stiamo sfilando a ridosso delle mura di Fra Giovanni Giocondo, volute proprio dai veneziani. Sì, sicuramente. Volute e pagate. Poi Treviso, una città bellissima, e qui il carnevale ha trovato anche il suo salotto naturale, quindi credo che a Carnevale tutte le piccole e grandi differenze formali sono appiattite con uno spruzzo di coriandoli, ma soprattutto con un buon prosecco. Ecco, questo viva è Treviso, allora, viva il carnevale. Diciamo che se i veneziani ci hanno comprato, noi dopo li abbiamo ricomprati col prosecco adesso. Sicuramente sì. Allora adesso abbiamo parlato con Sua Signoria e adesso parliamo invece con il giovane nobile. Cosa si prova a essere vestiti così? Quanti anni hai? 13. A 13 anni vestito così, cosa ti senti addosso adesso? Come ti senti? Per me l'ho sempre fatto fin da piccolo, quindi è un appuntamento ogni anno. Ti senti differente da tutti gli altri costumi, no? Quindi è anche divertente perché ti fanno tutte le foto. Ti torni indietro un po' nel tempo, diciamo, anche quando solo che ti guardi allo specchio. Ecco, e poi ti viene voglia anche di capire un po' di più di che cosa sei vestito, no? Cioè, come eravamo noi, ad esempio, nel 7-800. Esatto, poi anche questo cos'è? Un 7-800? Cioè, cos'è? Deve essere Venezia, per cui sarà un 6-700? Sì. L'epoca d'oro, insomma. Esatto, poi se chiede al signore che ha appena intervistato, che è più esperto di me, ovviamente. Però devo dire, ma i boccoli sono veri o sono... No, i capelli no, sono delle parrucche, però comunque... No, sotto i capelli che se hai sono veri, quindi sono simili. Quindi potresti anche non metterti la parrucca contrariamente agli altri. Ma fa più epoca comunque avere questi... La gioventù, ragazzi, però naturalmente finiamo con una gentildonna. Ciao, tuo nome? Alessandra. Alessandra, cosa si prova a essere vestite così in maniera signorile? Si trova bellissimo perché tutti ti guardano. Un po' dura però ballare in stile discoteca vestiti così, No, non è possibile. Non è possibile solo con la musica vecchia. Adesso ti faccio una domanda provocatoria. Sì. Si sta meglio vestiti così oppure come si vestono le ragazze oggi con il pancino di fuori? Dire il vero, si sta meglio così perché a me mi piace, ma anche i suoi gusti, lo sai? E magari è anche un po' più sensuale così, no? Perché quello che non vedi immagini. Esatto. Grazie, buona sfilata. Avevi ragione Fabrizio, è bene che noi facciamo sfilare un po' perché se tengono il nostro ritmo questa sera siamo ancora all'inizio. Guarda che... abbiamo un volto della politica trevigiana. Lei chi rappresenta in questo momento? Io un nobile veneziano, ma con un'altra nobile politica del comune di Treviso abbiamo apprezzato questo momento per dare sfogo a quello che è il carnevale trevigiano, ma soprattutto la comunità, la gente, e soprattutto dare un grazie al nostro presidente Aldo e alla nostra presidente che questi abiti hanno sfornato
Beh, con le loro mani. Devo dire che è un lavoro non da poco. No, impegnativo ma con passione. E la passione merita sempre, dunque un grande applauso a tutti quelli che si sono prodigati per fare il carnevale a Treviso. A quando il vestito da podestà? Ci penseremo più avanti, è meglio essere non noti. Ok, grazie e buona sfilata. Andiamo avanti. Ciao, buongiorno. Aspetta che andiamo. Bene, grazie. Adesso andiamo. Il Son Domenicano. Allora, raccontaci la vostra coreografia. Allora, noi qua stiamo imitando un carnevale tipico della Repubblica Dominicana. Della capitale? Non sempre, può essere anche di Santiago. Ad esempio, qua stiamo imitando la coreografia che sponsorizza appunto il paese stesso della Repubblica Dominicana, che molto spesso, guardando anche la zona in cui si trova, viene molto preso, non so come dire, malamente, perché ci sono alcune associazioni di gangster, ma non è vero. È molto pieno di buona gente, ha una bellissima cultura e andatelo a visitare perché è un bellissimo posto. Senti, ma meglio Las Terrenas, la capitale o Punta Cana? Allora, dipende da che cosa vuole andare a fare. Se vuole visitare il paese, allora le consiglio di visitare tutte le zone che mi ha elencato. Se vuole rimanere in un resort, le consiglio Punta Cana. E se invece vuole andare nelle spiagge, le consiglio Barahona, Punta Cana, Samaná e tutte le zone turistiche. Avete visto? Abbiamo parlato con il rappresentante dell'azienda di promozione turistica della Repubblica Dominicana. Adesso riusciamo a vedere la coreografia oppure dovete avanzare ancora? Allora, se volete potete anche darci incontro incamminandovi. Grazie. Allora, adesso facciamo vedere un po' chi ci racconta questi costumi? Chi ci può raccontare questi costumi? Chi è che ci può raccontare questi costumi? Non parla italiano. Non parli italiano, parli spagnolo. Ah, chi è qua? Ecco qua. Allora, aspetta, di qua la telecamera, andiamo. Allora, questi costumi cosa raccontano? Allora, questo costume representa la Repubblica Dominicana di quando Cristoforo Colombo nel 1492 un po' più distante col microfono perché sennò quando Cristoforo Colombo ha scoperto la isola di Santo Domingo in ottobre del 1492. Quello Signora, andiamo avanti perché sennò blocchiamo tutta la sfilata, abbiamo già perso mezzo, bisognava che avanziamo. Allora diceva, questi cosa sono? I domenicani prima? Esto era de los primos indígenas de República Dominicana cuando Cristoforo Colombo, que era con las tres, Santa María, la Niña y la Pinta, las tres carabeles. Ho capito, questi vestiti rappresentano allora che sono gli indigeni del tempo? El indígena del tempo e di quando Cristoforo Colombo. Bene, grazie. No, adesso questi costumi rappresentano anche tutto quello che è la cultura dominicana, perché in questo mese di febbraio si celebra o si commemora la Repubblica Dominicana la indipendenza del nostro paese, che è stato governato per la Repubblica di Haitì del 1822 ma come mai siete finiti da Santo Domingo fin qua? No, come tutti quasi che vanno a diversi paesi in cerca di... Ma perché sfilare a Treviso? Perché ci hanno dato l'autorizzazione, il permesso di partecipare insieme a questo carnevale di Treviso. Ecco, ma come domenicani siete una bella comunità qua a Treviso? Sì, a Treviso e in tutta l'Italia, perché noi ora stiamo partecipando, appoggiando questa attività, la partecipazione dei dominicani in questo carnevale di Treviso. Per la domenica 18, sempre del febbraio, facciamo il carnevale dominicano, proprio dominicano, a Roma. E poi si fanno in altre città, si fanno altre attività sempre in relazione alla nostra indipendenza praticamente. Quindi voi festeggiate col carnevale dell'indipendenza di fatto? Sì, praticamente questo carnevale che si fa a febbraio rappresenta quello che è la commemorazione dell'indipendenza. Independencia nacional el 27 de febrero de 1844, cuando los tres padres de la patria, Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella, nos liberaron del yugo de la gente de Haití. Grazie. Questo è l'Istituto dei Dominicani
l'Istituto dei Dominicani all'estero, che è una dipendenza del Ministero degli Affari Esteri, e noi dalla Repubblica Dominicana, del nostro governo, che ci ha autorizzato a dare appoggio a tutti i dominicani che fanno queste attività e partecipiamo alle attività culturali che possiamo fare all'estero. Grazie anche di questa pagina di storia. Questo luogo significa siamo dominicano qua in Italia e anche di là. Ok, grazie. E allora adesso vediamo un attimo il movimento di questi. Eccoli qua, ecco, dai, forza! Che a volte non occorre neanche avere tanti carri per dimostrare non solo storia, cultura e tradizione. Guardate come sono vestiti e che cosa hanno rappresentato e stanno rappresentando, l'abbiamo detto prima. Ecco qui, ecco. Allora vai. Per la prima volta a Treviso, ormai casa nostra da tanti anni, e noi siamo molto lieti di rappresentare la nostra cultura proprio qui, in questo bellissimo e splendido comune che ci accoglie ormai da tanti anni. Noi rappresentiamo l'associazione Io Soy Dominicano qui e là. Ok, ma questo cos'è? Salsa o cos'è? Allora, questo è una rappresentazione della nostra tradizione, questo non è un ballo, è un ballo tradizionale. Come si chiama? Del nostro origine, quelli sono los guloja. E quello che vedete, diciamo, come i vestiti così, rappresenta la cultura, diciamo, la sua radice all'inizio. E poi anche, sapete che noi siamo una mescla diversa di tante culture, quindi è un po' la rappresentazione dall'Africa, Europa, India, quindi un po' di tutto quello che abbiamo nella Repubblica Dominicana. Grazie, buona sfilata. Allora avete visto, il carnevale di Treviso è anche internazionale perché abbiamo appunto la Repubblica Dominicana e continuiamo. Allora adesso siamo arrivati al Ponte de Pria, questo è il famoso ponte, per chi non lo sa, facciamo una piccola divagazione. Questo è il ponte dove qui sostanzialmente Fra Giovanni Giocondo aveva fatto il controllo delle acque che potevano allagare intorno alla città, quindi difenderla. E quindi se abbiamo tutta questa gente sulle mura di Treviso, in questo palcoscenico fantastico, è anche perché queste sono mura difensive insieme all'acqua. E mi fermo qui perché altrimenti non è più carnevale, diventa una puntata di Quark. Allora andiamo avanti, anzi noi torniamo indietro perché adesso a questo punto tocca ai pirati. Allora vediamo un attimo se non ho perso la lista. Allora siamo arrivati dunque dopo il gruppo associazione Io Soy Dominicano, tocca al carro della Proloco di Trevignano, pochi ma buoni, forse no, mi sembra che sia il carro dei pirati. Allora vediamo se voi siete carro di Roncade, quindi allora adesso vediamo subito perché io ho una lista completamente diversa. Si vede che dunque vediamo un attimo Sant'Angelo, ecco qua il caro amici del carnevale di Roncade, manco a dirlo, intitolato I Pirati. Allora capocarro, buongiorno, in diretta sulla Terra 3. Buongiorno. Allora, aspetta che mi metto dalla parte così. Andiamo dalla parte giusta, dai. Ecco, allora, questo carro, quante persone, cosa rappresenta? Perché ho visto i pirati, ma è un po' generico. Rappresenta i pirati della pace. Noi portiamo la pace, non la guerra.
Ecco, in quanti siete qua per portare la pace? Saremo un'ottantina oggi. Oggi? Più quelli che hanno costruito il Sì, carro? no, in tutto siamo 120. 120? Il nostro gruppo sì. Ma come si fa a guidare 120 persone? Bisogna imparare a farlo, dai. E soprattutto chi ve lo fa fare? Perché ci piace, ci divertiamo, bisogna, se no non si farebbe niente. Quando è che avete cominciato a costruire il carro? Da un anno all'altro. Cioè domani mattina si comincia di nuovo? Sì, no, la prossima settimana. La prossima settimana? Ma non vi stancate mai? No, bisogna sempre andare avanti, mai andare indietro. Beh sì, in effetti, quello che stiamo facendo adesso. Bisogna. Però, come dire, la paga e tutta questa gente che vi applaude e vi guarda. È bello, dà soddisfazione, tanta gente così, po' a Treviso è bellissimo. Ecco, qual è, diciamo così, la location migliore fino adesso nelle sfilate, dove vi siete trovati? Allora, diciamo che Treviso è uno dei posti più belli che si va perché c'è tanta gente. Quando vedi tutta la gente sulle mura così è bellissimo. Allora pensate di concorrere per la migliore coreografia, per il migliore carro? Secondo voi qualcosa vi portate a casa? Potrebbe anche essere, dai, proviamo dai oggi. Il tuo nome e il tuo cognome? Mi chiamo William Carmello. Grazie William e buona sfilata con il carro di Roncade intitolato I Pirati. E le piratesse ovviamente. Questa è la numero 1, questa qua è la numero 1. Noi siamo dei pirati, siamo venuti qui a Treviso, guarda, va che robetta. Adesso sentiamo un po' il ballo. Sono qui con voi oggi pomeriggio! Dove sei stato fino adesso? Al bar sei stato, altro che a casa. Al bar in osteria sei stato fino adesso. Faccio un'incursione, Paolo. Come dire, è un carro impegnativo. È un carro impegnativo. È un carro impegnativo questo, È un carro impegnativo. Guarda a me, dai. Perché? Sei qui. Senti, ma la gente è attenta, tu che fai la sicurezza? Sì, speriamo di sì, dai. Fino adesso mi sembra sia una luta alla giusta distanza, anche Ovviamente, perché è un carro un po'. La sicurezza prima di tutto, vai a farsi male. Ma dov'è che si sale da qua? Non si può salire? Ma sì, vediamo se si riesce. Ehi, buongiorno! Ehi, buongiorno! Buongiorno! Vediamo se Simone mi vede. Eccoci qua! Sono salito sul carro dei pirati. Allora, che pirata sei? Sono il pirata fantasma del nave pirata. Ma come vi è venuto in mente l'idea di fare i pirati quest'anno? Perché era un tema che volevamo sempre portare a questo carnevale. È un tema che comunque ai bambini piace. Ciao!
e comunque è una cosa che volevamo. Quanti anni hai? Io ho 43 anni. E a 43 anni ti metti ancora a fare il carnevale? Sono giovane dentro e poi comunque il carnevale è una gioia, il carnevale è divertimento, poi ci sono tanti bambini che vengono assieme a noi, abbiamo una maestra di ballo che ci insegna tanti balli, i bambini sono contenti, le famiglie sono tante e ci divertiamo. Voi poi vi divertite tutto l'anno perché ho appena scoperto che domani mattina cominciate già a pensare al prossimo carro. Sì, allora noi questa sera siamo già, finito qui, questa sera siamo già a Roncade e poi da domani siamo già in onda per il prossimo carro del prossimo anno. Siamo sempre al lavoro. Cioè non si finisce mai? Non si finisce mai, il divertimento non ha età. Ok, grazie. Aspetta che guardo un altro, dai, segnalami il capo pirata, dov'è il capo pirata? Dov'è il capo pirata? Vieni qua capo pirata. No, però te sei il pirata pivecciola. Allora, vediamo qua il capo pirata e il più giovane pirata. Beh, devo dire che come cappelli non sei male, guarda che è lì la telecamera, ecco qua. E uno, e due, vieni qua. Allora, aspetta allora, tanto quanti anni hai, come ti chiami? 21, Giovanni Gambirasi. Senti, ma a 21 anni, se l'amorosa ti vede così, cosa pensa? Non ho l'amorosa, quindi faccio quello che voglio. Beh, già mi sembra una bella risposta. Detto questo, perché fare quei carri, perché sfilare e soprattutto perché lavorare tutto un anno per questi 15 giorni? Allora, io sono con loro da quando sono piccolo, quando ero all'asilo, quindi mi hanno fatto divertire a me e allora io faccio divertire gli altri bambini, è bellissimo. È una soddisfazione enorme proprio far divertire i bambini e poi ci divertiamo tantissimo anche noi, quindi il gruppo è misto di qualsiasi età, è la bella cosa. Perché lui ha la barba bianca, quindi non ha 23 anni come te. Quanti anni hai? 22 e mezzo. Sì, paghiamo però. Quasi 59. Quasi 50. Ma a 59 anni, che soddisfazione c'è avere i giovani che vi seguono? Perché tu li hai di cani ne avrai fatti, però è difficile trovare giovani che vi vengono dietro. Sì, è molto difficile. I giovani preferiscono il tablet, il computer, altre cose. E loro come li convinci? Con le danzatrici, di la verità. No, come? Abbiamo visto una maestra di ballo. No comment. No, come no comment? Sì, comment. Non si può, dai. No, perché? È brava, è bella, avete un bel carro, non bisogna mica avere paura di dire queste cose, finché si rimane nell'ambito delle cose. Che dopo stasera la moglie vede. Va bene, grazie. Adesso io scendo dal carro perché, come dire, si può salire, poi scendere, non so se tiene, devo dire che poi magari con Simone cercheremo di entrare anche dentro il carro in uno dei prossimi perché vale la pena vedere la particolarità dentro i carri, perché voi non avete l'idea che cosa c'è dietro a una preparazione del genere, perché c'è legno, c'è verniciatura, c'è piegatura, insomma c'è lavoro dietro, c'è tanto lavoro. Posso dire una cosa? Lei è, come dire, in questo carnevale la persona più gentile che ho visto fino adesso. Lei i corredori non li tira, li dà a tutti i bambini. Perché? Perché è bello vederli felici, vederli sorridere. È una cosa bella il carnevale. Grazie. Simone, andiamo a vedere il prossimo. Mi sa che questo di Roncade abbiamo raccontato abbastanza. E anche perché qua, intanto nel frattempo abbiamo superato la prima porta e continuiamo a far vedere questa valanga di gente che si è venuta a godere il carnevale trevigiano. E devo dire che stiamo andando abbastanza avanti, abbastanza bene. Evidentemente è un po' saltata la scaletta e quindi a noi non resta che capire chi è il prossimo carro. E qui i nomi li ho tutti, vediamo. Allora, intanto sentiamoci un po' di rock and roll. Da là in alto che si vedono tutti i carri, quelle sono le foto simbolo del carnevale, vedere tutta la gente qui che si diverte. Qual è la foto più bella? Il sindaco con gli anziani che li hanno visti tutti e ogni giorno sono qui a commentare il più bello, ogni anno è qua. E insomma devo dire che per essere credo la prima ora siamo già messi bene, però la foto più bella come sempre è quella che deve ancora venire, giusto? Esatto. Vi lascio fotografare, ciao ragazzi! E questo è anche il carnevale, è anche cogliere l'attimo con le foto, le immagini che poi troverete sui giornali.
allora? No, questo è troppo impegnativo. Allora, perché venire a sfilare e soprattutto ballare il rock and roll? Divertimento, anni 80, bellissimi. Rispetto a questi? Più. Rispetto a questi? Tutta un'altra cosa. Come ci si divertiva negli anni 80? Molto più di adesso. E anche con meno? Poco. E con poco. E adesso non sono mai contenti. Ok, facciamo vedere. Signora, se fuori ritmo, se fuori a passo. Brava. Manda fuori passo. Mandi fuori passo. Dai, coraggio. L'importante è provarci. Posso chiedere, ma chi glielo fa fare? La voglia di divertirsi. Ma è lunga arrivare fino a Piazza Duomo. Ma abbiamo fiato, siamo giovani, dai. Guarda che belli. Ma quanto tempo vi state preparando questo carro? Da mesi. Da mesi? Ogni sabato, ogni dove? Quasi ogni sabato, ogni domenica. A provare la coreografia. Ma chi è il coreografo in fondo? La ragazza davanti. Allora andiamo. Allora, occhio al passo, pronta? Grazie della dritta. Perché poi qui bisogna tenere il tempo, Allora Simone, tu continui a far vedere queste giovancelle degli anni, diciamo anni 50, anche se loro dicono anni 80, perché io nel frattempo vado a trovarmi, eccoci qua. Allora mi dicono che abbiamo John Travolta. Più o meno. Più o meno. Oggi sì, qui. Però devo dirti, non so se più John Travolta o Fonzi. Così. Diciamo facciamo un po' tutte e due le cose. Di che anno sei? Sono dell'anno giusto, cioè? 60. E quindi? E quindi l'età ti senti più John Travolta o più Fonzi di Happy Days? Perché qua mi sa che l'anda è più da Happy Days. No, le donne sono da Grease. Da Grease? Sì. Comunque siamo lì come età, America anni 50, sì. American Graffiti. Sì. Cosa si prova a vestirsi così, a ballare, a tornare indietro nel tempo, ma contemporaneamente a far vedere e divertire la gente? Essere più o meno un gladiatore, dai, con tutta sta gente. Allora, come John Travolta, se io ti chiedo di ballare il ballo del qua qua, che fai? Dico, ho i reumatismi, non riesco a farlo. Grazie, buon ballo. Allora vediamo ancora un po' il carro di Santa Lucia che dice appunto i mitici anni 50. Ma vi state divertendo?
vi divertite di più al ballo o a vedere le mamme e le nonne che ballano? Al ballo. Dai, le nonne ballano bene? Sì. Sì, abbastanza. Meglio la mia. Ok. Volevi dire? Ti stai Volevo divertendo? Tantissimo. Sì. Tantissimo. Ma ti diverti di più vedere i balli, le nonne che ballano o i carri? Quelli che ballano. Quelli che ballano. Sì. Le nonne soprattutto, perché sembra sempre che le nonne non devono mai muoversi, invece sono più scatenate di noi. Certo. Guarda che bella. Brava. Grazie. Adesso vediamo questo carro in movimento. Guarda che bello. Ecco qua. Chi è il capocarro? Il capocarro è quello piccolino. È piccolino. Ok, adesso andiamo dal capocarro che nel frattempo sta al telefono, ma noi andiamo perché ci facciamo spiegare il carro. Allora, eccoci qua, mentre continuate a sentire la musica, andiamo dal capocarro di Santa Lucia di Piave. Allora, nome e cognome? Favotto Luciano. Capocarro di Santa Lucia, giusto? Giusto. Allora, raccontaci questo carro. È un carro bellissimo che ricorda... Sia bellissimo, sono d'accordo, ma come l'avete pensato? Perché io ho tanti anni e una nostalgia di quell'epoca che era bellissima. Ma come l'avete pensato? Cioè, ho visto che ci sono i birili, il bowling, com'è che l'avete pensato? Perché a quell'epoca era il gioco che appassionava, era bei tempi. Ma il gioco, ma anche le ragazze, perché vedo che qui avete vestito le ragazze anni 50. Sì. La gonna al ginocchio, Sì. E morose. È moroso della volta. Bravi, grazie. Carro di Santa Lucia di Piave, i famosi, anzi i mitici anni 50. Che poi il carro è di Castagnole. Aspetta che adesso vediamo dov'è il nostro operatore. Vediamo se troviamo Simone nel frattempo perché ho una promessa da fare. Vieni qua. Allora, il giorno di Carnevale ci sono degli scherzi ma ci sono anche delle cose serie. Che cosa volevi dire? Intanto il tuo nome e il tuo cognome? Daniele. Ciao Chiara, ti voglio bene. Ecco, avete visto? Ma per domani cosa hai pensato? Domani è San Valentino, È un segreto, non si può dire ancora. È una sorpresa. Va bene. Allora avete visto, abbiamo trovato anche gli innamorati. Continuiamo con le persone. Allora, vi state divertendo? Certo. Allora, la cosa che mi ha colpito maggiormente fino adesso è che chi balla sono tutti sugli anta, non so se avete notato. È vero. Allora vuol dire che tutto sommato passano gli anni ma l'energia rimane. Certo. Un buon esempio anche per voi. Quindi corso di ballo da domani? Tutti a ballare, che fa benissimo. Ah, poi volevo dirvi un'altra cosa, oggi è il 13, domani è il 14 San Valentino, quindi si passa da Carnevale a San Valentino. Ci aspetta qualcosa? Festeggiare, ma certo, Cosa si aspetta? Qualcosa, i fiori non possono mancare, la cena no perché lavoro, va bene. Ha già chiesto i fiori, io non dico altro. Ma so già ogni anno. Ogni anno, sono 30 anni ormai. Sapete cosa mi ha detto uno una volta? Mi ha detto sì i fiori, i crisantemi però. Speriamo di no per voi. No. Rose blu. Bene. Grazie, bravi, buona giornata. Rose blu. E qui. No. Sentiamo un po' di musica ancora. No, ma qualcuno mi deve spiegare. Chi è che mi spiega perché è il paron dei peli? Perché? Chi mi spiega perché è il paron dei peli? È una derivazione di una barzelletta. Avevo capito. Una persona che
Viva il Paon dei Peri! Se noi qualcuno manca leve, abbiamo deciso di fare Viva il Paon dei Peri. Ecco, detto questo avete fatto un carro dedicato al carnevale, il titolo qual è questo qua? Le Allegre Arlecchine, le Allegre Arlecchine. Finalmente una volta una mascherina nostra dopo tante mascherine europee, russe, spagnole, brasiliane, finalmente una nostra tradizionale italiana. Grazie. E quindi qui è Casella d'Asolo se non sbaglio, adesso vado a verificare. Esatto, le Allegre Arlecchine. Allora adesso appena si abbassa un po' la musica cerchiamo di intervistare le Allegre Arlecchine. Passo avanti. Ma come ci si sente a essere un'allegra arlecchina? Una sensazione bellissima e impagabile. Aspetta un attimo. Ecco, allora facciamo così. Perché si è perso la partner. Allora. È una sensazione bellissima e impagabile. Con queste giornate, sempre che si parla di guerra, è bello che divertirsi e trovare un po' di gioia. Ma chi è che ha pensato il costume? Tutta la compagnia, siamo un po' una compagnia sgangherata, ma ci piace tanto. Lo siete, ve li siete costruiti voi i costumi? Sì, ce li facciamo noi, ci inventiamo i balletti e poi è tutta un'avventura. Ma quanto tempo ci mettete? Cioè, quando è che cominciate? Un po' di mesi ci mettiamo, perché questi ce li facciamo tutti noi, anche le prove dei balletti, un 4 mesi, 5. E com'è? Vediamo. Simone! Grazie! E allora continuiamo a vedere le Allegre Arlecchine di Casella d'Asolo. Sì, però qui abbiamo un allegro arlecchino, qua non vale, qua non vale, qua non vale. No, vale. Dietro ce ne sono ancora. Ah, sì? Ma perché non siete riusciti a trovare tutte donne? Noi abbiamo trovato tutte donne, ma ci piace anche noi stare in mezzo alla calzarete. Bisogna essere uguali alle donne. È la nuova tendenza. Ah, sì. Auguri. Eccoli qua che ballano ancora. Certo che veste così non si riesce mica a distinguere le allegre dagli allegri arlecchini. Ah beh, Simone sei circondato, io non voglio dire. E poi guarda che décolleté, voglio dire. Arlecchine asolane, migliori. Però ragazze con la barba no. Ma va bene, nel 2024 bisogna essere un po' di larghe vedute. Ma tanto larghe. Almeno al carnevale. Ok, buon carnevale a tutti. Carnevale è anche questo, intanto siamo arrivati al varco di Santa Mona e continuiamo a vedere le persone e soprattutto gli spettatori. Ne abbiamo uno con i capelli verdi, buongiorno. Ma perché il cappello verde? Ah, bravo. Ma chi è che gli ha suggerito? Mio nipote. Nipote? Ma proprio verde, perché deve essere green. Ormai siamo nella svolta verde, tutto verde, anche i capelli verdi. Anche i capelli, tutto. Detto questo, come sta andando questo carnevale? Bellissimo. Benissimo. Ma il nipote dov'è? Guarda che così. Guarda che bello. Vada. Scusa. Allora, portare i giovani, anzi i bambini a carnevale, portarli alla sfilata perché? Fantastico, perché abbiamo bisogno di allegria, abbiamo bisogno di leggerezza, abbiamo bisogno di sorridere, di stare in comunità, abbiamo bisogno di star bene. Senta, io ho cominciato a vedere la sfilata e ho visto che quelli che ballano più velocemente, con più forza, con più energia, sono quelli degli Anta. Sì. I boomer. Esatto, i super boomer. Non è che ci facciano un po' di invidia noi che stiamo qua ai lati? No, sto bene, va bene così, dai, ma ce la caviamo anche noi. E anche la dimostrazione insomma che non ci si ferma mai. No, guai, chi si ferma è perduto. Brava. E andiamo avanti allora, grazie. Continuiamo con le sfilate. Un po' avrò bisogno anche di andare a prendere un po' d'acqua perché sta già finendo la voce, però andiamo avanti. Qui abbiamo invece
un gruppo, vediamo, a questo punto è saltata la scaletta per quella che ho io, e allora andiamo a chiedere. Buongiorno, voi siete? San Giuseppe. San Giuseppe, titolo del carro? L'Allegra Fattoria. Del gruppo. Del gruppo. E quindi qui come avete pensato, diciamo così, la coreografia? C'è un gruppo country che balla davanti al carro e siamo noi a sfilare davanti e dietro noi del gruppo. In quanti siete in tutto? In 45. In 45? Allora voi fate la mandria. Noi facciamo il grosso, la mandria grossa. Esatto. Poi abbiamo il carro. E dopo abbiamo il carro, sì, con le figure, con le tre. Da quanto tempo è che state progettando sta cosa? Beh, dalla fine della scorsa sfilata. Cioè proprio... sì, è fresca. Cioè, nel senso che finite il 2023 la sfilata, cominciate già a progettare quello sì, bisogna sempre pensare all'anno dopo, anche per un discorso di mantenimento e tutto. L'ultima domanda è: che soddisfazione c'è? Alta, c'è tantissima soddisfazione per appunto il seguito che abbiamo tra il pubblico e il nostro. C'è una bella soddisfazione vedere così tanta gente, così tanta allegria, è sempre bello. Ho capito, ma senti una cosa, che cosa insegni soprattutto ai giovani? Tu sei giovane però... Io sono mezzo giovane. Ecco, ma nel vostro gruppo avete molti giovani, no? Abbiamo tanti bambini, tanti giovani. Ecco, qual è l'insegnamento a stare in questo gruppo? Lo spirito di condivisione di un momento e soprattutto il rispetto della persona più anziana e di quella più piccola. Ah, quindi queste sono cose serie, eh? Certo. Combinazione di aria aperta, ma in ognuno di noi ciascuno di questi elementi può prevalere rispetto agli altri. Ecco allora che i ballerini della scuola vanno ad interpretare ognuno il proprio elemento predominante, ma tutti insieme, perché uno non può esistere senza l'altro. Energia in movimento! Ballo. No, interviste no. Allora, sto correndo dietro al capocarro. Perché avete scelto proprio l'Allegra Fattoria? Non so. Non lo sa. Non sa perché. Chi è che sa perché avete scelto? Siamo insieme. Allora, perché avete scelto? Aspetta un secondo che devo fargli una domanda, perdonami. Ma perché avete scelto l'Allegra Fattoria? L'Allegra Fattoria. Ma perché il tema? È un tema simpatico per i bambini. Sono pupazzi simpatici, un maiale, galli, un fattore sul carro di paglia. Insomma l'Aia, la nostra vecchia Aia. Sì, esatto. Mucche, spaventapasseri fanno parte del carro. E i bambini come hanno risposto? Bene, bene, abbiamo davanti, hai visto il carrettino davanti? Sì, ne abbiamo. Allora, vediamoci un po' di questa Allegra Fattoria. A Giuliana prima. Ah sì, quindi se piace alla Giuliana va bene.
Buona giornata, da Giuliana per intenderci è la responsabile dei vigili urbani. La responsabile dei vigili urbani e che ha apprezzato particolarmente l'Allegra Fattoria. Allora, l'Allegra Fattoria ce l'abbiamo per quanto riguarda il carro che abbiamo lasciato e adesso andiamo a vedere quello successivo e intanto sentiamo anche un po' di suoni, un po' di musica. Allora, il prossimo carro parla di giungla. Parla di giungla, giusto questo carro? Parla di giungla o no? Sì, parla di giungla. E tu sei vestito di che cosa? Ricercatore dell'Africa, della giungla. Quindi esploratore. Cioè, non so perché sono così bravi a ballare quanto tanto timidi a raccontare il carro. E allora vado direttamente dalla tigre leopardo. Allora, perché avete scelto il carro intitolando La Giungla? Perché così con tutti gli animali che si divertono, i ricercatori, è bello divertirsi in questo modo. Voi siete il carro di? Ponte Crepaldo. Ah, caspita! Sì. Anche per voi un anno di preparazione per il carro? Sì. E anche per voi la grande soddisfazione poi è la gente? Questa è la soddisfazione di fare le sfilate. Ma perché travestirsi? In questo 2024 perché travestirsi? Per curare l'immagine del carro mascherato. E anche per sentirsi qualcos'altro almeno un giorno dell'anno? Sì. Buona danza! Allora, andiamo a vedere questo carro della giungla di Ponte Crepaldo con degli esploratori e troviamo, c'è sempre il DJ davanti. Devo dire che è un ottimo meccanismo questo. Che bellezza! Allora, ma quanto ci avete messo per costruire tutti i meccanismi? Per questo ha 6 meccanismi in movimento, non da poco. Esatto, 5-6 mesi circa. Ma come funziona? Tutto quanto con la presa? No, perché non c'è la presa del trattore, qui avete proprio motori dentro? Motori, PLC, un po' di computer, programmazione. Quanta tecnologia c'è qua dentro? Quanta? Tecnologia. Un pochina, non eccessiva, però qualcosa, ci arrangiamo come meglio possiamo. E poi da domani si comincia con quello del 2025? Più o meno, tra un po' sì, tra 2 o 3 mesi sì. Grazie. Allora vediamoci questo carro e soprattutto vediamoci i movimenti. Carro dedicato alla giungla, Ponte Crepaldo. Devo dire bello, poi con ottimi movimenti. Tu fai la croce rossina? Cosa sei vestita? Dottoressa. Da dottoressa, perché lo vuoi fare da grande o perché ti piace così? Mi piace. Ti piace così? Ma chi vuoi curare? Quelli che si arrivano qua, insomma. Sì. Va bene. E questo è il divertimento per la sfilata dei carri qui a Treviso in questo 2024. Devo dire, altro colpo d'occhio notevole, vero Simone? Altro colpo d'occhio notevole con quest'altro ballo. E adesso vi dico anche il carro.
Quindi questa è la tradizione messicana, il carro di Porcellendo, e devo dire che i vestiti ci sono, il ballo forse un po' meno perché essendo tradizione messicana dovrebbe essere tango, ma insomma. No, va bene tutto, basta divertirsi. Beh, devo dire, non male. Però guarda che la strada è ancora lunga, ci saranno ancora un paio di chilometri. Siamo allenate ore e ore ogni sera. Ah, quindi proprio è... 8 coreografie, forse 10. Forse 10. Sì. Tutto un continuo per ore e ore. Eh sì, l'allenamento aiuta il talento. Altro che spinning. Non basta saper ballare, Però bisogna essere allenati. Ma alla fine di una, diciamo, tornata allegorica, quanti chili si perdono? Beh, ma noi siamo ragazze dai 10 ai 70 anni, non guardiamo il peso. Appunto, non voglio dire, è un'ottima ginnastica per stare in linea. Beh, certo, la danza è consigliata a tutti. Allora buona danza. Allora, cosa dici Simone, cominciamo il sondaggio? Allora, fino adesso qual è il carro più bello? Quello di Roncade con i pirati, è bellissimo. Perché lei è di Roncade? No, però mi è piaciuto. Bene, grazie. Allora, Roncade 1. Fino adesso qual è il carro più bello? La ringrazio, la ringrazio. Questo è bellissimo. Questo? Va bene, allora andiamo con il carro dei messicani qui. Adesso andiamo a vedere, sentire. Qual è il carro più bello fino adesso? Ah, penso questo. Questo è il più bello. Sicura? Sì, sì. Vuol dire che sono belli tutti quanti, insomma. Devo dire che sono in tanti a vedere i carri e soprattutto sono in tanti ad apprezzare le coreografie, perché vi ricordo che poi questi carri verranno giudicati, sono giudicati in questo momento dalla giuria con 3 categorie, cioè per la coreografia, per il carro e ovviamente anche per, diciamo così, l'insieme, anche per il gruppo. Allora, intanto continuiamo ad avanzare con il nostro Simone e devo dire che ogni tanto ecco qua. Allora, vediamo se trovo Simone. Con le corna è alta come me, io insomma, non voglio dire. Più o meno. Ecco. Vestita da? Malefica. Malefica. Sì, però sono buona. Solo per oggi. Solo per oggi? Sì, esatto. Ma perché proprio questo vestito? Non lo so, così. Mi piace la Disney. Sono innamorata della Disney. Però il personaggio non è positivo. Perché dici? Perché una malefica non è mai positiva. Ma può essere una malefica molto buona a volte. Grazie. Oh, allora mi dicono anche che per far condicio devo... Elvis, però Elvis era un po' più pelvis. Elvis sì, era un po' più Dai, devi fare la mossa. Come che mossa? Quella che faceva Elvis Presley. Ci vuole pratica, ci vuole pratica. Dai, un po' più serio. Un po' più serio? Dai. Tipo così? Niente da fare, vabbè. Ci abbiamo provato. Elvis Presley, Malefica.
mi dice Fabrizio dalla regia, Fabrizio Bazzoni, che ringrazio insieme a Italo Morao, di lanciare in questo momento una pausa pubblicitaria, quindi vediamo un po' di pubblicità e poi torneremo in diretta qui da Treviso per la sfilata dei carri allegorici di questo Carnevale 2024. Allora sono le 15:35 minuti primi, le immagini che state vedendo sono in diretta su Antena 3 per la sfilata dei carri allegorici per il Carnevale 2024 e stiamo vedendo il carro dedicato diciamo così, alla civiltà, alla cultura messicana. Il carro è del gruppo di Porcellengo e il titolo è Catrina e la tradizione messicana. Vi ricordo che i carri che stanno, tra carri gruppi che stanno sfilando a Treviso lungo il tragitto che è partito da Piazzale Burchiellati e arriverà al Duomo, compone circa 25, sono 19 i carri che sfilano, invece 6 gruppi partecipanti ovviamente, e abbiamo veramente la diversa tipologia di temi che vengono trattati.
Ad esempio abbiamo visto Viva il Paron dei Peri di Casella d'Asolo, il gruppo con le Allegre Arlecchine, il carro giovani di San Giuseppe con l'Allegra Fattoria, poi abbiamo visto il carro di Ponte Crepaldo con la Giungla e poi abbiamo visto molti altri. Ricordo questa sfilata aperta da Re Carnevale con il gruppo folcloristico trevigiano e poi abbiamo avuto anche il passaggio di una serie di figuranti dalla Repubblica Dominicana e hanno portato la loro tradizione, i loro balli, e hanno ricordato anche così il fatto che proprio intorno alla fine di febbraio loro festeggiano la loro indipendenza. Siamo lungo le mura e stiamo vedendo a vista quello che sulla curva, per chi conosce bene Treviso, la curva dei Bastioni di San Marco, c'è il palco con la giuria, perché appunto la giuria dovrà decidere qual è il carro più bello, qual è invece la coreografia più bella e poi anche il gruppo più numeroso. Ci saranno appunto dei premi per questi gruppi e soprattutto queste persone, queste compagnie, perché bisogna dire che più che un gruppo è veramente una compagnia, tutti amici, tutti preparati, si preparano anno dopo anno, progettano carri nuovi, finiscono con la sfilata di Martedì Grasso e poi ricominciano da capo progettando per tutto l'anno. Abbiamo avuto modo di vedere la costruzione di un carro nei mesi scorsi e vi garantisco essere veramente una esperienza unica, sia in termini di difficoltà, di lavoro, tutto di volontariato, insomma, in poche parole. Un vero e proprio lavoro che merita quel successo che state vedendo adesso. Si parla di un 60-70 mila persone assiepate lungo il tragitto che, ricordo, come detto prima, parte da Piazzale Burchiellati, passa per Porta Santi 40 per poi arrivare attraverso il centro di Treviso fino in Piazza Duomo. E insomma c'è un attimo di pausa, ma fiato ne avete? Scusa? Fiato ne avete? Perché è lunga qua, eh? Lo sappiamo, è lunga. Fiato ce n'è. Ma qual è l'animo che vi porta a fare queste cose? Divertirci. Divertirsi a fare? Sì, divertirci. Poi domani si sta a letto per tutto il giorno? Con tutto No, domani si va al lavoro. Buon ballo. Dopo vengo. Carro con Willy Wonka? Sì, sì. Dunque, Willy Wonka, voi siete San Giacomo di Sala di Strada. Chi è il capocarro? Il capocarro è Mauro. Però lei è quella che ci può raccontare. Io sono la più vecchia. Bene, quanti anni? È 21 anni che faccio i carri. E allora ce lo racconta un po' questo carro? Questo carro è il carro di Willy Wonka, la fabbrica del cioccolato. Perché avete scelto questo tema quest'anno?
Così abbiamo sempre desiderato fare un carro così che specchia i dolci, che specchia... E quest'anno l'abbiamo deciso, l'abbiamo fatto. Ma come fate? Cioè lo fate un'elezione, non so, fate a voto, come funziona? Lo compriamo da altri, da fuori regione, da fuori città e poi lo rimoderniamo noi, lo rifacciamo, cogliamo la carta con la colla. Li facciamo noi? I movimenti sono nostri, i balletti, tutto, i vestiti, tutto nostro. Un anno di lavoro? Sì, è intenso perché partiamo per settembre e si lavora tanto. Ecco, ma perché farlo? È una soddisfazione mantenere attivi anche i giovani. E siamo una famiglia unica, questa è la bella cosa. Ecco, questa è la cosa che ho notato, cioè tutti i gruppi dicono alla fine siamo come una famiglia, lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo e facciamo gruppo assieme. Sì. Forse è proprio questo il senso dei carri mascherati. Sì, è questo. E difatti questa sera festeggiamo tutti assieme, mangiamo lo stinco tutti assieme. Bene, quindi buona serata e buona cena. Quanti anni hai? 19! Ma chi te lo fa fare? Il moroso? No, piacere mio questo. Sono venuta con la mia famiglia ed è un piacere mio venire qui. Fammi vedere un po' di coreografia. Certo! Tiene ritmo, bisogna applaudire perché tiene bene il ritmo. Sono bravissime. Sono bravissimi. Hanno lavorato tantissimo e hanno fatto una cosa stupenda. Abbiamo una squadra meravigliosa. Da ringraziare tutti. Ma come fate poi a reclutarli? Ormai siamo 20 anni che lo facciamo, quindi abbiamo già un seguito spontaneo. E tutti lavorano gratis. Ma cosa succede allora? I bambini poi diventano adulti? Bravissimo. Abbiamo questa giovane. Quindi qua dopo, tra 10 anni sono qua a piedi e dopo diventano grandi, seguono. È bellissimo, guarda. Ma per Sala, perché Sala è una frazione... È un paese di 1200 abitanti. Sì, allora Sala... Un paese bellissimo, piccolissimo, ma unito. Non è neanche un comune. No, siamo una piccola frazione del comune di Strana. Un colmeo, insomma. Poco più. Ecco, ma allora praticamente, a parte i carri, voi come comunità cosa fate per rimanere sempre uniti? Cioè, se tu fai delle manifestazioni in continuo tutto l'anno, hai sempre gente che viene e quindi continui a fare comunità, a fare, come si può dire, vita del paese vera e propria. Quindi diciamo che il carro è una buona scusa per stare tutti Bravissimo, insieme. È il primo passaggio dell'anno. Grazie. Ecco, allora avete capito, stiamo lentamente capendo qual è la vera anima che muove queste persone per i carri mascherati, perché uno pensa perché uno fa i carri, in realtà perché poi fanno comunità, gruppo e anche per certi versi fanno crescere le giovani generazioni. Allora, Simone, vedo che ti sei appassionato di questo carro, di Willy Wonka. Allora, abbiamo superato l'amplificazione. Willy Wonka. Ciao a tutti, noi siamo il gruppo di Sala, di Strana. In quanti avete lavorato? Tantissimi ragazzi che lavorano giorno e notte. No, veramente sono da... E i vestiti li hai fatti tu? No, i vestiti no. Noi facciamo i coriandoli però, Insieme con lui facciamo coriandoli. Ah, Lucio! Eccoci qua. Guarda che bei che siamo. Non fa coriandoli a casa, tempo perso fa coriandoli. Sì, io! Sì, io! Vedi, questo è il vero gruppo, questa è la famiglia, questa è Sala di Strana. Grazie ragazzi. Allora facciamo vedere un po' di più i meccanismi, perché dovete pensare cosa c'è dietro quando muovono tutta una macchina del genere che pesa non poco. Adesso voi vedete la cartapesta, i movimenti, però in realtà dietro c'è una progettazione, sono motori, ci sono poi tutti i dispositivi, perché va detto che
ogni macchina deve essere assolutamente in sicurezza, quindi sembra una cosa semplice, ma in realtà è abbastanza complicata. Ma chi è il progettista? Chi è il progettista? Mauro in fondo, il capocarro. Il capocarro è il progettista. Mauro si chiama, Mauro. E tu qui che cosa hai fatto, oltre che sfilare? No, è una bella soddisfazione partecipare qua ogni anno. Ma tu hai fatto qualche pezzo? Sì, abbiamo rimordanato. E quindi? Questo è alto 9 metri e mezzo. Ma vedo che ci sono pistoni, robe. Sì, perché si alza e si abbassa per i fili. Ma chi è che se l'è pensata sta roba? Non lo so. Al capocarro devi chiedere. E tu invece hai fatto cartapesta? Sì. Senti, ma quanta carta avete usato qua? Tanti quintali di carta. 6 mesi di lavoro. Pensati, 6 mesi di lavoro per 15 giorni, 20 giorni di sfilate. Abbiamo iniziato a Istrana la prima sfilata e finiamo qua a marzo, prima di Pasqua. Ma la soddisfazione è tanta, soprattutto poi quando c'è tutta sta gente. Un anno abbiamo vinto col carro di Staglio Olio qua a Treviso. Che quindi c'è ancora più soddisfazione. Speriamo di vincere ancora. In quanti siete in tutti? I figuranti in tutto siamo in 110. Quanti? 110. Bel numero, complimenti. Grazie. E così abbiamo visto anche Sala di Strana. Andiamo al prossimo carro, cerchiamo di capire chi è. Metti un balletto, giochiamo, metti un balletto! C'è la TV, ci stanno riprendendo. Balliamo bene che sennò il pubblico dopo ci critica, ci mettono i like negativi. I ragazzi del Basso Piave qui oggi a Treviso. I ragazzi del Basso Piave. Gruppo di amici di Jesolo e la Crea Marcon presentano dopo 7 mesi di duro lavoro il mito di Perseo. Ma voi dovete vedere una cosa particolare, Simone. Allora abbiamo questa signora che sta ballando, però attenzione, balla anche la figlia. È molto stanca e quindi mi assumbio. Attenzione. Tu balli per due? Esatto. Dai. Mi tengo in forma così ci divertiamo il doppio. Dove sei tu? Noi siamo di Mogliano, ma il carro è i ragazzi del Basso Piave. Poi c'è il mito di Perseo. Esatto, sì. Guarda, però hai preparato, hai truccato anche tua figlia? Certo, tutto, truccata anche lei, tutti quanti. Quanti mesi ha? Ha 3 anni. 3 anni? Sì. Come si chiama? Charlotte. Ciao Charlotte. Ciao. È stanca. Buon ballo. Grazie. Allora, il mito di Perseo. Ma adesso io devo capire una cosa. Perché capisco il mito di Perseo. I ragazzi del Basso Piave qui oggi a Treviso. Spiegami perché porti sto cartello. Per rappresentare il gruppo Cafornera, ragazzi del Basso Piave. Ho sentito che come Basso Piave c'è Jesolo, c'è Jesolo, Eraclea, Marcon, siamo tutti amici. Ma allora, in un momento di festa. Ma allora perché Cafornera? Cafornera è il principio, è l'inizio e la fine. Bene. Adesso parliamo col capocarro, lei è capocarro? O lo speaker? Sono il presidente dell'associazione I Ragazzi del Basso Piave. Ecco, raccontiamo un po' questa associazione mentre Simone ci fa vedere il carro. Allora, l'associazione nasce quest'anno per questioni burocratiche, ma sono più di 40 anni che sono in attività, 20 anni le nuove leve, e oggi presentano qui a Treviso il mito di Perseo, che sarebbe la storia della dea Atena. Ecco, ma per Basso Piave cosa intendiamo? Che siamo un gruppo di amici di Jesolo, Eraclea e Marcon. Ci chiamiamo i Ragazzi del Basso Piave perché appunto operiamo in quel di Cafornera, una località tipica del comune di Treviso. Ma allora vi trovate come tre comunità diverse che fanno un carro unico?
Esatto, siamo 3 comunità diverse che hanno creato un unico gruppo per fare appunto per fondare un'associazione per operare in un unico esemplare molto più consistente. Ecco, ma questo lo fate, cioè qual è l'essenza? Lo fate solo per il carro? Lo fate perché fate il gruppo? Perché noi siamo un gruppo di amici fuori di testa che gli interessa solo divertirsi e far divertire soprattutto i bambini, perché il carnevale è dei bambini. Ecco, gli altri carri dicono che è anche una forma quasi di, non dico di scuola, ma di preparazione alla vita, perché i più piccoli vedono quello che fanno un po' più grandi e quelli più grandi vedono quello che fanno. È un modo anche per stare insieme con le regole. Soprattutto per avere la comunità che sia insieme, per stare con i bambini, invece di avere i telefonini in mano, vengono lì con noi alla sera o al sabato pomeriggio o domenica e vengono lì con noi appunto ad operare sul carro. Come fate a convincerli a venire il sabato? Con le caramelle come al solito. Sul serio? Con le caramelle convinci tutti. E poi cominciano a ballare, soprattutto si divertono a ballare, a fare i loro balletti, ma soprattutto noi compriamo i coriandoli e dopo loro li buttano via. Allora chi vuoi salutare per ultimo? Per ultimo voglio salutare tutto il pubblico di Treviso così numeroso oggi qui e ringraziamo le organizzazioni, le Proloco che ci aiutano a fare queste sfilate e soprattutto ringrazio tutti quelli che sono venuti a lavorare per far divertire i bambini. Quanti siete qua a lavorare? A lavorare siamo i soliti 20-25. E tutta la macchina? Siamo un 60-70 persone che si alternano perché purtroppo per questioni di lavoro. Però la passione è la passione. La passione è solo quella, divertirsi e basta. Grazie, buona giornata. Allora vediamo ancora un po' questo mito di Perseo. Scusate ma ero impegnato in un'intervista. La gondola d'aria compressa, mi registravo in musica stetta, BMX, la mia bicicletta, ancora quei soldi per la paghetta, lento via lento nella seletta. Niente paghetta, niente paghetta. Capo dei capi con risico. Vestiti come i cartoni, guardando in occhi. Manca lui però. Ma tu mixi anche? Cosa? Sì, faccio il DJ da tanto tempo ormai. È la mia passione ormai da tanti anni. Allora ti fai un mixage. Faccio le mix, sì. Adesso sentirete il passaggio a battuta, come si dice, mixage. Vediamo se tiene il ritmo il nostro DJ qui, gli amici del basso chiave. Questa è proprio discoteca. Bravo! Quanti anni hai? 21! 21! E da quanto tempo hai che mixi? Da 8 anni e ho fatto il DJ da quando sono bambino praticamente. Grazie! Allora, adesso vediamo se riesco a scendere. Vi abbiamo fatto vedere anche un po' il dietro del quinte. Devo dire quanto si sta divertendo. Moltissimo. Vediamo. Vestita da cosa? No, da niente. Ecco, questa è un'altra delle immagini del carnevale, la semplicità e il divertimento di stare in compagnia. Allora vediamo anche questo carro degli amici del Basso Piave, che devo dire non è poco. Tra l'altro vedi, in questo momento sta ancora con le ali chiuse, per cui non riesce ad aprire ovviamente per questione di sfilata.
e intanto continuiamo anche a vedere il colpo d'occhio del pubblico proprio in quest'area qui. È incredibile il numero di persone che si stanno godendo questa sfilata per quanto riguarda il Carnevale 2024 a Treviso. Allora, siamo all'ombelico del mondo, non so se avete sentito, adesso si è un attimo, allora vediamo, cerchiamo di capire qual è questo carro. Allora, Viva il Perron dei Peri di Casella d'Asolo, vediamo se... la tradizione asolana ha presentato le allegre arlecchine. No, scusa, venite, no, andate su. Un'arlecchina vera, venga. No, aspetta, perché per fortuna sono... No, giratevi verso la giuria, lei stia al centro, quella vera. Allora, qual è l'arlecchina vera? Giudicate voi. Bene. Grazie. Grazie. Evviva l'arlecchine! Viva! E buona continuazione di sfilata fino a Piazza Duomo. Ricordiamo la lotteria di Carnevale di Marca. In primo premio una Peugeot 208 Active, ma poi tanti altri premi. Ci sono dei venditori di biglietti, oppure qui al palco alla fine della sfilata un biglietto 2,50 €. Signora, quanti minuti di cottura? Quanti? 10 minuti. Quanti? 2 minuti di cottura per i crostoli che nessuno ha mai mangiato, se non la signora che se li fa, se li mangia tutti. Vola, una ricetta tutta veneta, ma che conosce soltanto lei. Perfetto. Allora, adesso qui siamo all'Amelico Silvucci, il carro di Selva, e adesso vediamo questa coreografia che hanno preparato proprio per gli spettatori e quindi anche per noi. La facciamo con 2 camere perché abbiamo anche Nicoletta con l'altra camera. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
caro, ciao. Allora, ci racconti questo carro? Perché il carro? Questo è un azzardo che noi abbiamo fatto quest'anno. Da zero l'abbiamo costruito da settembre, che ci siamo dietro e abbiamo detto rischiamo la barca più bella del mondo perché è l'Americo Vespucci, però messa il carnevale Selvucci ovviamente. E abbiamo visto l'ammiraglio. Esattamente. Però anche l'idea di fare un pezzo dell'inno nazionale un po', come dire... Siamo giovani, non so se avete visto, siamo un po' giovani e ci vuole essere un po' di energia, ci vuole. Quindi una versione un po' tra 2024 e via. Ok, dai che avanziamo. Intanto poi io devo dire una cosa. Complimenti per l'equipaggio. Grazie, gentilissimi. Ok, allora. Eccolo là, quella dove gli animali tornano ad essere liberi di vivere senza timori, rappresentati dai nostri bimbi vestiti da piccole scimmiette e gli uomini in gabbia a simboleggiare la rivincita sul male e la riconquista del mondo migliore. Vogliamo riconquistare la loro casa e speriamo in un futuro migliore. Vogliamo riavere la loro giungla. Signore e signori, il carro numero 13, la gang di Ponte Crepaldo, la giungla! C'è un premio importante, primo premio di una lotteria che non assegna soltanto un premio ma tantissimi ricchi premi. Allora rientriamo dal cuore della sfilata e adesso ci avviciniamo al proloco di Sant'Angelo, dove hanno un carro diciamo un po' meno ampio
e si chiama Floco Sant'Angelo, Circolo Noi San Trovaso. Il titolo è Pinocchio. Come fa? Questa non è finita, metti al banco la cassa dritta, ti sto cercando nebbia fitta, ti giuro se ti penso la testa suona il caro disco. Ciao! Come va? Parte la cassa e tu sto zitto e te lo disco. Questa non è pizza, estiva al parco, cassa dritta, ti sto cercando ma niente fitta, ti giuro se ti penso la adesso suona il caro disco. Abbiamo la fatta turchina, non so se avete capito. Sono la fatta turchina. Ciao Treviso! È fantastico! Ma voi siete quelli dell'anno scorso? Esatto, noi siamo il caro di Sant'Angelo dell'anno scorso che ha vinto, i Ma vincitori. usa pure l'amplificatore insieme. Allora, noi siamo... Allora, facciamo così, così si sente anche la diretta e si sente dalle casse. Allora, voi siete noi quelli... siamo quelli che hanno vinto l'anno scorso con Re Leone, siamo ritornati in pista per tutti i bambini, per il carnevale, perché è meraviglioso, con questo splendido staff, siamo in 150 persone ed è meraviglioso tutto questo. Il carro è Pinocchio, giusto? Con il carro di Pinocchio, qua c'è Pinocchio, il gatto e la volpe, Geppetto, il grillo, la fatta turchina. Da quanto vi state preparando? Da tanti mesi, è un lavoro molto lungo di tutti i volontari e quindi però l'impegno, la dedizione e l'amore per il carnevale porta avanti tutto. Perché avete scelto proprio Pinocchio quest'anno? Beh, è meraviglioso e ha una morale molto bella anche. Cioè? Vai, di! Mangia fuoco in fondo! La morale di Pinocchio, di! La morale di Pinocchio. Bellissimo! Gatto o volpe? Io, qua il gatto e la volpe! Allora il gatto e la volpe mi servono. Allora siamo più gatti o più volpi? Volpe! Siamo più volpi? Tutte e due, dai. E la morale però ce la deve dire il grillo parlante. Dov'è il grillo parlante? Eccolo qua. Il grillo parlante. Aspetta che però la morale ce la deve dire il grillo parlante. Qual è la morale di Pinocchio? Che è giusto tornare sempre tutti i bambini. Buon carnevale! Siamo ritornati bambine! Ecco, questa è un'altra delle dimensioni del carnevale. Adesso vediamo il ballo. Evviva il carnevale! Evviva i bambini! Ciao! Allora, bisogna dire che questo... Chi ne sa? Chi ne sa? Abbiamo bisogno del caro sulle mura! Ma giù! That's my body, that's for y'all.
Tutto bene? E voglio vedermi. Guarda che compagnia. L'allegra compagnia di Porcellengo, il tema Catrina, la tradizione messicana, carro numero 15, ne mancano soltanto 70. Numero 15, carro Noi di Sala, Willy Wonka e la fabbrica del cioccolato. La fabbrica di cioccolato, carnevale Noi di Sala. Al carnevale un mondo di allegria, sfilano maschere di ogni fantasia e in mezzo a tutti i colori e i cori c'è Willy Wonka con i suoi dolci tesori. Sul cancello della fabbrica di cioccolato un segreto delizioso e celato. Willy Wonka, custode di dolci meraviglie. 16 e 13 minuti primi, costantemente in diretta qui da Treviso per il Carnevale con Simone Merlo, Nicoletta Rizzetto e Francesca. Adesso vi facciamo vedere che il parte dello sfilamento, ci stiamo avvicinando ai bastioni di San Marco dove c'è la giuria che sentiremo, mentre sono assalito completamente dal Carnevale di Selva e dai bellissimi personaggi. Allora, ci vediamo qua con Simone perché volevo farvi vedere questo. Simone, ci fai vedere? Da questa parte praticamente c'è l'avanzamento, mentre dall'altra parte sfila il resto della, della sfilata per arrivare verso il Duomo dove si conclude la sfilata, quindi spazio ce n'è per tutti ed è per quello che sono calcolate intorno alle 70-80 mila persone, poi vedremo stasera il conto definitivo. Allora io direi che lasciamo un po' di musica e la voce di Franco Mouton dal palco principale e poi eventualmente riprendiamo la linea da dove fanno le coreografie.
Passiamo al carro numero 15, carro Noi di Sala. Qui senza soluzione di continuità, Antonio Dotto, presidente del Consiglio Comunale della città di Treviso. Che aria si respira? Area di gioia e di famiglie che vediamo con i loro bambini, una cosa straordinaria, bellissima. Lei è già arrivato in Piazza Duomo, è tornato? Piazza Duomo è strapiena, tutti sono asseppiati anche sul Duomo, proprio sulle scalinate. Viva il Carnevale, viva Treviso! Complimenti a Carnevali di Marca, bravi, complimenti. Grazie a lei, buona continuazione, buon divertimento. Abbiamo lasciato il carro numero 15 e passiamo al carro numero 16. È il carro dell'associazione I Ragazzi del Basso Piave. Il tema del carro, il mito di Perseo. Il massimo silenzio assoluto. Passiamo anche Conte, il presidente. Aspetta, non ti ho dato il segnale, aspetta! Il sindaco, contatti, non è mia roba da poco, si ricorda di noi. Bene, ragazzi, diamo inizio allo spettacolo. Vai, dovremo. Il Carnevale è ai bambini ed è proprio a tutti i bambini che vogliamo raccontare il mito di Perseo, che ci ricorda di come di fronte alle paure non bisogna petrificarsi ma ricorrere all'ingegno, come il nostro eroe che per non rimanere petrificato dallo sguardo della colpa nemica riceve il regalo della dea Atena uno scudo spiccato per guardare il sole attraverso il suo riflesso.
conoscere il nostro eroe Perseo, che con la sua impresa ci insegna a non soccombere all'energia pietrificante, quindi alle paure inconsce. Non bisogna seguire l'istinto e lottare direttamente, bensì usare la ragione e riflettere. Siamo felici di essere presenti a questa sfilata. Gruppo Ragazzi del Basso Piave, presenti! Grazie a voi, carro numero 16, l'associazione I Ragazzi del Basso Piave che hanno proposto il carro Il mito di Perseo. Grazie! Sei Perseo? Sei Perseo? Sei... No, battuta Ok, bene. Va basta, bene. basta. Tu sei stanca. Capocarro! Tu sei stanca. Capocarro! Chi è il capocarro? Chi è il capocarro? Vado io. Prego, prego! Eccoci qua a ritirare il treno. Ciao! Comitato Carnevale Selva che propone il tema Amerigo Selvucci. Eh sì, quello che vedete solcare nei carnevali delle province del Veneto è proprio l'Amerigo Selvucci, un veliero per onorare i 20 anni di attività composto da un numeroso e compatto equipaggio che porterà allegria, divertimento, spensieratezza nelle varie piazze. 20 anni di tradizione dove dei semplici materiali come carta, acqua, farina, legno, ferro e colori contornati da buona musica. Buon divertimento con il gruppo Carnevale Selva.
è il carro affumicato Carnevale Selva! Signor Sindaco, lei mi ha da poco detto una cosa molto bella, no, è una domanda che le ho fatto anche scontata. Piazza Duomo e tutto il percorso di questi carri è gremita in ogni ordine di posto. Sì, tutto strapieno, però grazie a Carnevali di Marca, alle forze dell'ordine, tutto in estrema sicurezza, e credo che sia la cosa più bella. Quindi grazie ai trevigiani che sono straordinari, grazie a questi gruppi fantastici, perché lavorano un sacco per preparare questi carri e queste coreografie, quindi divertiamoci. Grazie di cuore a tutti. Siamo soltanto al carro numero 17, la festa continua perché ne mancano soltanto Americo 62. Ma che sei Sky, Maria Vergine, Sky che sei? 62. 60, scusa, ho perso il conto perché non è una sfilata, è un sequestro di persona. Bene, allora io ringrazio anche Antenna 3, siamo in diretta sulle mani! Che spettacolo! E saluto e ringrazio ogni organo di informazione, quindi fotografi, giornalisti, tutti a lavoro per quel qualcosa che leggeremo poi domani, leggeremo e vedremo nelle fotografie molto importanti che andranno a contraddistinguere questa edizione 20 e 24 di Carnevale di Marca, gran finale qui a Treviso. Redo! Questo è l'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! Questo è l'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! E qui si incontrano forze strane di una bellezza un po' disarmante, pelle di Evano, un po' di indigene, occhi smeraldo come il diamante, facce fetice di razze nuove come il millennio che sta iniziando. E questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già parlando. L'ombelico del mondo! L'ombelico del mondo! Decibella manetta, ne approfittiamo di questo prossimo carro, Redo Mezzo, gran finale, però stasera sappiamo che a Roncade c'è il recupero di un carro che non ha potuto sfilare per il meteo, Carnevale di Marca a vento. Gran finale qui a Treviso, martedì grasso, grandissimo martedì grasso qui a Treviso, posso dire anche a Conegliano perché appunto sono le due sfilate principali del calendario e quindi è una cosa importantissima, una cosa bellissima. Ho visto tantissima gente qui a Treviso sulle mura, stavo arrivando appunto a piedi perché appunto sono venuto in treno e quindi ho voluto vedere anche il pubblico. Comunque lasciamo passare il carro, poi eventualmente dico quello che ha accusato. Grazie. Grazie Presidente di Carnevale di Marca.
Salutiamo il carro numero 18, Proloco Sant'Angelo. Proloco Sant'Angelo. Proloco Sant'Angelo, il carro numero 18, l'anno scorso con Re Leone ha fatto suo il gran finale, si è portato a casa il trofeo del maestro Marco Varisco. Si presenta quest'anno al Carnevale 2024 con il tema Pinocchio. Quest'anno abbiamo voluto portare in piazza la favola eterna del burattino più famoso al mondo. Lo conosciamo tutti Pinocchio, il burattino a cui cresceva il naso ad ogni bugia che raccontava e poi trasformato in un bambino vero. Scesa con il microfono. Scesa con il microfono. Che spettacolo, bello, bello, dillo! Il gruppo in Sant'Angelo ha fatto suo il Carnevale, Gran Finale 2023, occhio! L'avevo lasciato là perché Proloco Sant'Angelo Treviso, il tema Pinocchio! Tu pensi che sia finita, invece devi ancora cominciare. Ci siamo. Ok, bene, ok. Ah. Così. E ora gira e fammi vedere come sta. Pinocchio se ne va a zonzo chissà dove, senza conoscenza, capisci che potrebbe cacciarsi in qualche guaio? Signore e signori, vi presenterò l'ottava meraviglia del mondo. Il solo grande Pinocchio. Tanta fretta ma dove corri, dove vai? Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto e io la
applauso il carro Proloco Sant'Angelo, il tema Pinocchio. Grazie! Ripartiamo con le 3 file. Capocarro! O viene sfogata come volete. Qualcuno che ritiri con il sindaco la testata di partecipazione. Il presidente della Proloco di Sant'Angelo di Treviso. Dai, il gatto alla volpe anche, dai, il gatto alla volpe, Geppetto, il gatto alla volpe, Geppetto in mezzo, il gatto alla volpe. Pinocchio, dove sei Pinocchio? Vieni qua. Allora, fate un passo avanti. No, perché siccome allora, hanno fatto una coreografia corta, il gatto, Paolo... Pinocchio, Geppetto. No, siccome la coreografia era corta... Anche Però manca il mangiafuoco. avevo anche il Casuin di Sant'Angelo da potersi. Ecco qua, è il Casuin. Signor Sindaco, scusi, lei conosce un suo collega e sa anche che è presidente della confraternita del Musetto. Come si entra nella confraternita del Musetto? Nella confraternita si entra attraverso la porta. Lei sì che è molto... lei ha del musetto però insito in lei. Cosa c'è? Ripartiamo con le 3 file. Allora, riprendiamo la linea dal palco della giuria e riprendiamo con il sindaco. Non ho capito se è il sindaco oppure se è il sindaco, cioè se è vestito da sindaco. Intanto come sta andando? No, innanzitutto la responsabilità oggi è del Re Carnevale, però nella mia veste di sindaco volevo ringraziare Antena 3 e salutare tutti coloro che da casa ci stanno guardando. Si sono risparmiati i coriandoli, però non si sono risparmiati il divertimento, e questo credo che sia davvero una gran bella cosa per chi è qua e per chi ci segue da casa, grazie a voi. Ecco, però al di là di questo, c'è una città sostanzialmente invasa, siamo in tantissimi oggi a seguire il carnevale. Questa è l'unica invasione che ci piace, un'invasione di maschere, di colori, di famiglie, di bambini, di divertimento, di scherzi, di serenità. Ecco, queste sono le invasioni che Treviso piace. Ma si aspettava 60-70 mila persone oggi? Ma secondo me sono anche di più. Diciamo che con questi gruppi, con questo tempo, con questa organizzazione ce lo aspettavamo, sì, e siamo felici. Con questi carri, perché abbiamo più di 1000 persone tra figuranti, meccanici e quant'altro, insomma è una vera e propria macchina questa. Sì, sono bravissimi, anche perché per preparare i carri e le coreografie lavorano tutto l'anno, e quindi dobbiamo dare davvero un grande merito a loro per essere qui, e agli organizzatori, le forze dell'ordine, i sanitari, perché è un carnevale con tanta gente ma estremamente sicuro. Ecco, tra l'altro tutti ci hanno detto noi lo facciamo insieme ai più piccoli, nelle generazioni che vengono avanti, perché sta diventando quasi una scuola di vita, stare insieme, fare il carro, prepararsi anno per anno in un evento che vede tutti insieme, tutte le generazioni. Si chiama comunità, e credo che ognuno di noi deve ricostruire la comunità negli ambiti che preferisce. Chi gli piace fare i carri, chi fare sport, chi cultura, chi volontariato. L'importante è far parte di una comunità. Torniamo al carnevale, qual è il carro che le è piaciuto di più? Ma guardi, non voglio condizionare la giuria, e quindi devo dire che sono davvero tutti belli. Io premio il pubblico. Ecco, ok, allora premio del pubblico da parte del sindaco di Treviso, che adesso salutiamo, e con Simone torniamo su in palco, perché nella giuria, allora, vado dal presidente di giuria. Come sta andando la votazione? Ma benissimo, molto bene, perché sono tutti bravi, tutti belli, tanto colore, tantissima gente, proprio bravi tutti. Però dovete sceglierne, allora ricordiamo quali sono le 3 categorie. C'è la coreografia, c'è proprio anche l'insieme un po' anche della manifattura
del carro stesso, è un po' tutto. Dopo c'è il generale che dà il premio finale di tutte queste brave persone che per un anno si impegnano a fare questi grandi carri. Bravi, sono proprio stati bravi. Beh, poi visto da un artigiano del vetro, chissà quanta fatica si fa, se poi si sbaglia bisogna tornare indietro, ricominciare da capo. Questi sono pezzi unici, eh? No, beh, assolutamente, ma poi è bella anche la coreografia della gente, quindi si trovano ed è quello il bello, perché c'è anche l'unione, bambini, anziani, c'è un po' di tutto, è bello, molto bello. Come ci senti a fare il presidente di una giuria del genere? Ma è bello, dai, è bello, poi il carnevale è bello, quindi va bene. Poi è il tutto. carnevale di Treviso, no? Esatto, è il più bello. Allora, però, visto che parliamo di carnevale di Treviso, andiamo dal sindaco di Riese. Buongiorno. Perché il sindaco di Riese qui? No, sono qua in veste di Los Massadores, non col mio collega. Vieni. Ecco, allora, il sindaco di Riese, Los Massadores, tutto insieme. Allora, giudizio per questo intanto carnevale? Mi sembra più che un successo, c'è una marea di gente, giornata splendida e tanti bei carri. Abbiamo preso anche un po' di appunti per i nostri spettacoli, quindi una bella giornata. Ecco, qual è la cosa che vi ha colpito di più fino adesso? Da un punto di vista di coreografia o di carro? Di coreografia, perché essendo Los Noi siamo in giuria, non si potrebbe dire, però il penultimo carro che abbiamo visto era veramente, almeno dal mio punto di vista, molto interessante. Cos'è che colpisce maggiormente nella coreografia? Il ballo, il canto? Beh, nell'ultimo che ho visto, questo qua di Pinocchio, c'era anche del teatro all'interno, quindi molto interessante, bravi, devo dire la verità. Insomma, giudizio difficile alla fine, tirar fuori. È un po' difficile, poi va anche a gusti, a tematiche, ma veramente tante bei spunti, quindi si prendono È più appunti. difficile decidere sui carri o sui musetti? È bella sfida. Sono tutte due belle cose, ma personalmente forse sto meglio con le gambe sotto la tavola, senza nulla togliere al carnevale. Però sono tutte cose nostre. No, bellissimo, sono tutte cose nostre, tutte le cose della nostra comunità. Assolutamente. Grazie. E adesso facciamo vedere la prossima coreografia. I ragazzi degli anni 80, il tema Super Mario! Capocarro sul palco! Capocarro! Capocarro, i ragazzi degli anni 80. Nessuno vuole prendersi la responsabilità. Eccolo! Vabbè, ma la foto Mario. Ma la foto Mario. Mario qua e Mario anche qua e Mario anche qua. Ma lui si chiama Nicolò. Ce n'è un altro! Super Mario. Allora, vediamo chi è il capocarro.
Ecco qua, d'altra parte il carro preferito, questo non poteva essere che il carro preferito del sindaco, visto che è il carro di Super Mario, il mondo di Mario. Eccoci qua. Allora, Grazie ragazzi, buona sfilata, buona continuazione di sfilata. tu sei il capocarro, vero? Ecco, allora, raccontaci un po' l'ispirazione per questo carro che adesso... L'ispirazione, i bambini, volevamo mettere un tema per i bambini quest'anno. Penso che ci siamo riusciti, i sorrisi erano tanti dei bambini, gli adulti non importa, il carnevale è dei bambini. Ecco, in quanti siete e quanto ci avete lavorato? Da ottobre che ci lavoriamo e siamo una 70 in gruppo. Contiamo anche di crescere. Quindi l'annuncio chi è? Chi ha voglia di venire a fare delle cose con voi? È sempre porte aperte a chiunque, anche chi non ha voglia di far niente, di sporcarsi le mani, anche solo per fare un po' di festa. Ok, grazie. E così abbiamo visto anche il carro, il mondo di Mario, che naturalmente, essendo il carro del mondo di Mario, piace molto al sindaco di Treviso. Il gruppo Simpatia Musestre porta per le strade dei vari paesi una città che strade non ne ha, ma vi regala la magia dell'acqua nelle sue sfumature. Che sia autunno, inverno, primavera o estate, la sua magia conquista ogni singolo cuore. Batte il cuore a ritmo di rock, gruppo Simpatia Musestre! Un applauso al carro gruppo Simpatia di Musestre, il tema Venezia Magic Destination.
Venezia Magic Destination, proposto dal carro gruppo Simpatia Musestre. Grazie ragazzi, buona continuazione di sfilata. Attestato? Era qui, ti aspettavo. Let's go to the beach, eat, let's go get away. Stay, one day gonna stay. Have a drink down the Bud Light. Bad bitch like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the sound. Is it 2, 3? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't get Allora, ti intervisto, anche se abbiamo continuato a sentire la tua voce sempre in sottofondo. A che punto siamo della sfilata? È il carro numero 20 che sta uscendo ora dal palco giuria, numero 21 ne mancano praticamente 5, che dire, 3 podio. Tu non sei giuria per cui puoi esprimere un giudizio. Dai, tutti belli. Tutti belli. Per quel qualcosa sul quale mi sono pronunciato in piazzale Burchiellati prima di iniziare la sfilata. Qui c'è entusiasmo, passione vera, dedizione, quindi per me da imparziale tutti vincitori. Grazie, allora continuiamo a sentire i tuoi commenti e andiamo a vedere il prossimo, che vediamo qual è quello che viene. Hai visto? Sai già qual è il prossimo? E il prossimo adesso te lo dico subito, vieni con me. Eccolo qua, è il carro numero. A tutti, hai colato il microfono. È il carro numero 21, carro Pochi Maboni, arriva da Trevignano, il tema è Jurassic Carnival. Devo dire che i suoi annunci sono inconfondibili. Allora, con Simone vediamo un po' di immagini del carro Carnival. Il gruppo Pochi Maboni, prodotto Trevignano, presenta Jurassic Carnival, filastrocca di presentazione. Scomissia il carnevale, ecco qua il carro di Trevignano. Jurassic è il nostro tema, dinosauri e cavernicoli insieme senza nessun problema. I dinosauri li avemo sul che noi altri, perché siamo più bravi di tutti quanti. Uno per uno li avemo ciapai e dentro al carro li avemo moiai. Dai piccei ai più grandi, si diverte da matti tutti quanti. Un giosso di vin insieme a un panin fa star ben l'umore e anche il pansin. Speriamo che nessuno mai si abbandoni, perché siamo pochi ma buoni.
ora prendiamo la linea. Allora, abbiamo le foto di rito con il sindaco, che insomma voglio dire è sempre al centro dell'attenzione. Adesso vediamo di scendere un attimo. Chi è il capocarro? Chi è il capocarro? Chi è il capocarro? Grazie mille Giulia di Treviso, un saluto dal gruppo Carlo di Trevigiano. Grazie. Stiamo cercando il capocarro, tanto le foto continuano. Allora, il capocarro. Allora, tu sei il capocarro? Aspetta, vieni avanti, perché altrimenti non ce la facciamo. Ci spostiamo di qua così mi senti, ok? Ce la facciamo? Così. Tu sei il capocarro? Sì. Allora raccontaci questo carro, come l'avete pensato? Allora, l'idea è stata quella di tornare un po' indietro nel tempo. Abbiamo realizzato questo dinosauro che è bello imponente, ci permette di fare una bella figura nelle piazze. Infatti quando si alza questo enorme dinosauro spaventa, diciamo, la folla. E è da settembre che lavoriamo con tutti i nostri volontari, sia per quanto riguarda la parte coreografie che la costruzione del carro, e siamo contenti che il nostro gruppo quest'anno conta 130 persone iscritte, quindi siamo veramente un grosso gruppo. Purtroppo oggi non siamo numerosissimi, ma di solito siamo in tanti. Come si fa ad andare d'accordo in 130 persone? Bella domanda, cerchiamo sempre di trovare il lato positivo di qualsiasi cosa che organizziamo. Ognuno cerca di adattarsi, però quando ci si trova per far festa in questi ambienti qua passa qualsiasi preoccupazione e pensiamo solo a divertirci. Grazie. Niente. E allora vediamoci il Jurassic Carnival. La gioia, la vita e la forza di amare. Amici di Berlego presenta in carro la nuova primavera del mondo. Dopo le sciagurate profezie dei Maya sulla Terra, il nostro pianeta si risveglia in tutto il suo splendore, dando vita ad una nuova era.
Merlengo. È il carro numero 22. Vocalist di questo carro? Chi è? Chi è? Chi è? Dove sei? Dove? Facci un acuto! Facci un acuto! Ciao, ciao classe! Scusa, vocalist, cosa si mangia di buono a Merlengo? Ah, del tutto, pesce, carne, del tutto quanto. Bene, ok. Avanti tutta Merlengo. E si beve meglio però, eh. Salutiamo il carro numero 22, il carro amici di Merlengo che ci hanno proposto, vi hanno proposto la nuova primavera. Carro numero 23. Siete solo a metà. Allora, capocarro. Sì, Anacleto De Martin, pronti qua? Allora, andiamo avanti perché dobbiamo andare avanti col prossimo. Simone, dai, anticipa, grazie. Pian pianeo. Allora, raccontaci questo carro, come l'avete Allora, pensato? il carro racconta la storia delle profezie Maya sul mondo che hanno distrutto il mondo, però arriva la nostra fata che porta la nuova primavera del mondo e salva il mondo e porta un messaggio positivo sul pianeta Terra e lo porta a Merlengo di Ponzano Veneto! Ma come avete pensato questa idea? È partita un anno fa e con i ragazzi seduti a tavolino l'abbiamo creata, ci siamo messi a fine agosto, l'abbiamo costruita e abbiamo già in mente il tema dell'anno prossimo, per cui avanti tutta a Merlengo sempre! In quanti siete che lavorate? Siamo in 15 che lavoriamo, abbiamo 100 sfilanti e questa sera siamo in 150 a mangiare a Merlengo. Riso immagino. No, a Merlengo siamo a mangiare in 150. Ma cosa mangiate? Riso? Perché avete... a Merlengo si mangia il riso, visto che è la sagra del riso. Va bene. Grazie, ciao a tutti. Ciao anche a voi, bravissimi. E così abbiamo sentito anche il commento del Carlo di Merlengo che diciamo ha le profezie e quindi anche l'idea di un mondo migliore. E sembra non riuscire più a reggere l'intervento dell'uomo, una terra, la nostra, che non vuole più soffrire, che non vuole più restare in silenzio. Carnevale insieme, Falzè signoressa!
sempre questo schema, quando mi vendi faccio le servizio, poi mi do la linea alla vendita alla gente. Caro Carnevale, insieme Falzè Signorezza, la natura si ribella. Capocarro sul palco.
abbiamo una signora che fa il capocarro. Andiamo avanti perché dovete andare avanti, altrimenti non finiamo più. Il suo nome e il suo cognome? Marchiate Silvia. Silvia, ma come si fa a comandare un esercito soprattutto di uomini? Con molta fermezza e tanta dolcezza. Ecco, poi tra l'altro ho visto che siete signoressa E Fasè. insieme. Come siete riusciti a mettervi d'accordo? Per necessità comuni. Un gruppo aveva una criticità e un altro ne aveva un'altra. Ci siamo messi insieme per far forza comune. Ecco, qual è il messaggio che volete lanciare con questo carro? Con questo carro lanciamo il messaggio che la natura si sta ribellando a quello che l'uomo le sta facendo, a suo modo e con tutte le calamità naturali. Insomma, un messaggio ambientalista però sorridendo. Certo, sempre. Grazie, auguri, brava. E allora facciamo passare anche questo carro, vediamo il prossimo. Dario, mi porti la signora per favore? Me la porti qua. Venga. No, scusi, la può accompagnare? Venga, signora, venga. Questo momento di celebrità che neanche al Grande Fratello. Cosa sta provando in questo momento? Tanta allegria. Allegria. Però, allora, lei mi dica, perché ne approfitto di 30 secondi, lei va a prendere gli ingredienti, li prepara i suoi crostoli, se li mangia in 2 minuti. No, non li mangio in 2 minuti, li cucino in 2 minuti. Rimanga qua che poi continuiamo l'argomento. Il carro numero 24 vi propone va dove ti porta la musica, questo è il tema. Qui del quarto vogliono farvi viaggiare nel tempo, vogliono farvi ballare al ritmo di note musicali che sono collanti di amore e di unione, come molti di noi in questo gruppo che si sono incontrati grazie alla voglia di ballare. Trasportare indietro nel tempo, lasciati trasportare negli anni d'oro, lasciati trasportare negli anni della spezia pizza, dove si ballava senza una meta, un mondo a noi non troppo lontano. Lasciati trasportare negli anni stavolta. Dove si cantava con la voglia di farsi sentire da tutto il mondo. Pronti a fare un viaggio nel tempo, pronti a fare un viaggio nel passato. Gli anni del Festival Bar, gli anni dove Facebook e Instagram non esistevano. Sta per cominciare il party anni 90 più forte d'Italia. Quelli di Acqualpo! Vede cosa succede arrivando qui? L'incredibile! Venga! Stia qui con noi al caldo!
Signora, adesso io le devo fare una domanda. Ciao Dennis. Cioè, ti saluto io o saluti lui? Dai. Allora, siamo col capocarro qui di Quarto d'Altino. Ci racconti un po' come avete pensato questo carro. Allora, noi abbiamo pensato questo carro, va dove ti porta la musica, un carro dedicato a Gigi Dag, che dopo 2 anni è ritornato il nostro capitano. Ecco, quanto ci avete pensato, quanto avete progettato, da quanto tempo? Allora, noi di solito iniziamo verso febbraio e iniziamo ad andare avanti. Ci vuole un po' di mesi, abbiamo una bella squadra, un bello Quarto d'Altino. Quarto d'Altino. Vi trovate il sabato, domenica? Allora, sempre noi ci troviamo la sera, sabato e domenica, tutti quanti, e tentiamo di fare divertire specialmente i bambini e anche i grandi. Grazie, aspetta che Simone vieni con me, perché adesso io voglio raggiungere quella che secondo me è stata la ballerina più simpatica di questo nostro, vediamo se ci arriviamo, poi vediamo se riusciamo a raggiungere la ballerina sicuramente più simpatica. Ecco qua, facciamo una lunga corsa, il nostro Fabrizio avrà pazienza ma merita, perché devo dire è assolutamente stata la bambina più simpatica secondo me del carnevale. Adesso forse ci arriviamo. Fermami la bambina, corre come non so cosa. Ecco qua, eccola qua, eccoti qua. Questa è la bambina più simpatica. Allora, come ti chiami? Maggie, ma ti abbiamo visto ballare. Quanto hai provato questa danza? Quante volte hai ballato? Tante. Ti piace ballare? Sì. Sei simpaticissima, lo sai? Anche se ogni tanto perdevi un po' il ritmo. Ti è piaciuto? Ciao! Andiamo che Siamo uno spettacolo. Il gruppo dell'Allegria di Macerata è un gruppo nato nel 2004, autofinanziato e senza alcun scopo di lucro. Lo spettacolo sta arrivando, del carnevale stiamo parlando, un'arte particolare che fa divertire e fa sognare. Serve un carro mascherato di colori e luci addobbato, un bel gruppo di sfilanti, musiche allegre e assordanti, vestiti che sono di tutti i colori, balli che ci fanno venire i rossori, canzoni cantate in allegria e una sana compagnia. Per lo spettacolo in generale serve un pubblico spettacolare, quello che non ci lanci i pomodori ma che ci porti sugli allori, che ci guardi con sorrisi briosi e che ci ripaghi con applausi calorosi. Siamo uno spettacolo è proposto dal carro dell'Allegria di Macerata.
Amore. Carissimi spettatori, un caloroso benvenuto alla 18ª edizione del Gruppo dell'Allegria con Siamo uno spettacolo. Oggi vi mostriamo il nostro piccolo spettacolo, che non è il ballo, non è il carro, non è la coreografia, non sono i vestiti, ma siamo tutti noi. Buona visione. Dell'Allegria di Maserata. Siamo uno spettacolo, grazie a tutti e al prossimo anno. Signora, le è piaciuto? Sì. Ah, bellissimo, sì. Grazie, grazie per il suo... grazie. Venga, venga, venga. Allora, siamo o non siamo uno spettacolo? Ci avrete lasciati per ultimi per qualcosa? No. No, Io ho impegni stasera. Ora vedo, ma. Bravi ragazzi! Voi siete solo a metà sfilata, pensate voi di aver fatto, siete solo a metà sfilata! Ma siamo abituati, ne facciamo di molto lunghe. Però che avessi tu la musica? Andiamo a casa? Sì, no, perché ci dobbiamo conversare meglio. Grazie ragazzi, grazie Maserata! Grazie mille a voi, un saluto a tutto il palco! Grazie! Allora! Grazie, grazie. Lei come si chiama? Nevio. Nevio. Le posso presentare la signora Maria Grazia? Venga signora. Ecco, lei è la signora, quella vera. Diffidi dalle imitazioni, la prego. Ecco, ok, basta, può andare. Grazie. Volevo renderla felice, l'ho fatto. Grazie. Bene, con la felicità del marito che è lì che ascolta e non vede l'ora che stia qui ancora di più. Ultimo carro in sfilata. Come vi siete organizzati a Maserata? Ma a Maserata siamo pronti per far festa stasera in capannone. Ma qui ad esempio come avete pensato? Cioè qual è il motivo che vi ha fatto fare questo carro? No, noi ogni sfilata siamo organizzati per far bene e dare il meglio di noi stessi. Oggi siamo tutti figuranti, quindi siamo in 98 partecipanti, ci siamo tutti presenti. Ecco, qui che cosa avete voluto raccontare? Niente, noi è il 18° carro quest'anno, abbiamo perso i 2 anni di Covid, purtroppo come tutti, e quindi sono 20 anni dal nostro inizio, ma il 18° carro. E quest'anno ci siamo voluti superare sulle dimensioni, abbiamo costruito un carro più grande degli anni scorsi e abbiamo cercato di dare il meglio di noi stessi, specialmente nel ballo. Ecco appunto, ma il tema? Il tema è lo spettacolo. Il tema è lo spettacolo. Perché voi siamo uno spettacolo. Esattamente. Ma qual è lo spettacolo per voi? Lo spettacolo c'è la musica,
c'è il teatro, c'è il cinema e noi abbiamo cercato di rappresentarli. Abbiamo messo delle sagome che praticamente dovrebbero rappresentare degli artisti del tempo. Dietro c'è Pavarotti, al centro c'è Barbara Boucher. Praticamente il primo soggetto è Benigni, quando ha fatto l'Arlecchino, diciamo, ecco. E quindi abbiamo creato dei vestiti variopinti per riprendere tutti i luoghi e tutti i temi. Insomma, ma diciamo che più che lo spettacolo degli attori siete voi uno spettacolo, perché in un centinaio tutti colorati Sì, così. effettivamente sì. Come si fa ad andare tutti d'accordo? Non è sempre facile, cerchiamo di mediare e ammorbidire gli attriti. E purtroppo non è sempre così semplice. E poi c'è sempre l'acqua del Piave che così calma i bollenti spiriti e porta a valle tutte le discordie. Grazie. E le acidità. Grazie a voi, buona grazie, serata. grazie. Continua intanto la sfilata, perché voi dovete pensare che qui il carro adesso passa qua davanti e poi continuerà fino al Duomo, dove ci sono tante persone ancora assiepate lungo lo sfilamento. Tenete presente che qui stiamo vedendo sostanzialmente la sfilata completamente tutta transennata, quindi è importante questa situazione perché mette in sicurezza e contemporaneamente permette ai carri di sfilare senza nessun tipo di pericolo. Come vedete la sfilata è terminata almeno qui nella zona della premiazione. Adesso sentiamo un attimo cosa sta succedendo, quindi lasciamo lo spazio alla voce di Paolo Mutton. Carabinieri al servizio medico curato da Castelmonte Ambulanze e naturalmente a tanti volontari che sono entrati a far parte di questa edizione 2024 di Carnevale di Marca, che è iniziato nel mese di gennaio, quindi un mese fa, gennaio era un mese fa, sì, ma in un mese tante sfilate in tanti paesi, in tante località. Redo. Insieme a tutte le forze dell'ordine posso fare una menzione speciale, lo facciamo tutti gli anni, ma perché senza di lei il carnevale non ci sarebbe. Vicecommissario Giuliana Dal Pozzo della Polizia Locale di Treviso, la vedo in lontananza, ha gestito tutta quanta la sfilata e credetemi non è una cosa semplice. E questo è un momento ufficiale, è un momento importante, è un momento emozionante, è un momento nei confronti del quale io davvero trovo una certa emozione e difficoltà, perché è sentita dal cuore di salutare la madrina di questo Carnevale di Marca, la signora Maria Grazia, che arriva da Sant'Angelo, che lei prepara i crostoli in 2 minuti, i cannoncini, che è una fatta di pasta di crostoli ripieni, in 2 minuti, andando a prendere gli ingredienti, preparandoli e mangiandoli. 2 minuti ci impiega. Grazie signora, grazie di esistere. Torni cortesemente da suo marito perché è disperato e non vedeva l'ora di riaverla con sé. Grazie. Riprendiamo noi a questo punto. Nell'attesa che la giuria decida, ho visto che, hai trovato già una Anchor Woman, quella con 2 minuti crostolo in velocità. Io non ci metto neanche una giornata intera a fare un crostolo. No, ma il bello è questo, caro Lucio, perché sono le occasioni dove davvero possiamo dimenticare tante cose, tanti problemi, tante tensioni, divertirci e scherzare sapendolo fare e farlo con persone che sanno cogliere questo momento. Ha vinto Treviso, ha vinto il Carnevale. Bene, allora, visto che ha vinto Treviso ha vinto il Carnevale, cerchiamo di capire. Vieni con me che vediamo. Ma siamo pronti? Abbiamo trovato i vincitori? Abbiamo la classifica? Abbiamo il miglior gruppo. Intanto aspettiamo di fare tutto il resto. Io intanto, meno il torrone, come si dice in gergo, no? La tiriamo lunga facendo vedere un po' di... Qui abbiamo un po' tutte le rappresentanze di capicarro, abbiamo un po' tutto il... Secondo te qual è stato il colore prevalente? Io ho visto tutti i colori del mondo.
I colori che hai visto tu li ho visti io, hanno visto tutti i colori del mondo, il pubblico presente tantissimo, non eravamo in Piazza Duomo, ma abbiamo ricevuto delle testimonianze davvero da parte del sindaco e del presidente del Consiglio Comunale, dove è bastato vedere la gente che era la lungo tribuna naturale che è offerta dalle Senti, mura. poi ho notato temi ambientalisti, temi storici abbastanza, e soprattutto ho visto che c'è un bel passaggio generazionale, cioè non vedi carri fatti tutti di una stessa età, dai bambini di 5 anni fino ai bambini di 70 anni e di più. Ma questa è passione, tradizione trasmessa ai giovani. I giovani che ci credono porteranno avanti, continueranno a portare avanti questa bella tradizione che è il carnevale. Bene, allora adesso noi ti lasciamo al commento ufficiale, perché se no parli solo con noi, e poi noi cerchiamo di capire tra qualche istante, quindi vi daremo il risultato sia diciamo dei vincitori nelle 3 categorie. Vediamo. Allora adesso che vediamo, intanto hanno già dato i primi, il secondo, il terzo. Sto sbirciando giusto per tenere un attimo, quindi ci sono già vedo i nomi, vedo le premiazioni. Non spoileriamo niente, non facciamo vedere nulla, non diciamo nulla. A che punto siamo? Siamo a un buon punto. Ecco qua, via. Iniziare con la premiazione, l'assegnazione del miglior gruppo mascherato. Allora, la motivazione di questo premio ci è data dal presidente dei Carnevali di Marca. Cosa si intende, Redo Bezzo, cosa si intende per miglior gruppo? Il miglior gruppo è il gruppo che esprime più i colori, la coreografia, il ballo, i costumi, ok? Mascherato a piedi, quindi non stiamo parlando di un carro, ma di un gruppo mascherato a piedi. E abbiamo un clamoroso pari merito. Quindi si aggiudica il primo premio di miglior gruppo a pari merito la scuola di ballo Energia in Movimento con il gruppo Io Soy Dominicano a Chiaia. Abbiamo 2 gruppi pari merito che vincono il primo premio Città di Treviso come miglior gruppo. Io Soy Dominicano a Chiaia e scuola di ballo Energia in Movimento. Vogliamo 2 rappresentanti per gruppo. A loro e dopo glieli facciamo vedere. No, non ci sono. Abbiamo scuola di ballo Energia in Movimento. I dominicani hanno dovuto prendere il primo aereo per ritornare e ritireranno il loro premio, perché sarà comunque prodotto. Ce n'è uno e non era previsto ovviamente un ex equo per questa classifica speciale. Non facciamo l'applauso! Bravi. Grazie. Tutti voi. Attenzione, primo premio per la miglior coreografia. Migliore coreografia cosa significa? Stiamo parlando appunto dei gruppi dei figuranti che accompagnano i carri, tutti i carri che sono appunto sfilati oggi nella meravigliosa sfilata di Treviso. Quindi andiamo a premiare come si sono mossi al tempo di musica, anche i loro costumi e come appunto hanno interpretato la musica. Quindi primo premio miglior coreografia del Carnevale edizione 2024 a Treviso è a Carnevale Selva!
Complimenti. Così che vi accade così, pagare da bene. Capicarro, ci siete? Siamo arrivati al momento finale. La giuria, dopo aver in maniera macroscopica guardato, giudicato, valutato ogni singolo carro, ha deciso, in virtù dei punteggi che sono stati attribuiti, il verdetto che sarà diramato tra pochi secondi. Vince il primo premio Città di Treviso. Beh, è una bella mozione anche per me, insomma, anche per il sindaco, insomma, dare ancora questo premio al miglior carro, quindi migliore movimenti, migliore coreografia, migliore ballo, ma anche per quanto riguarda le figure di cartapesta, appunto, che ha espresso, e anche forse l'anticipo, la favola, l'interpretazione che ha dato, la riassunto ha fatto della favola davanti al palco. A chi va? Va Pro Loco Sant'Angelo! Vince il primo premio Città di Treviso, Carnevale Trevigiano, edizione 2024. Ritira il premio alla signora Maria Grazia. Sant'Angelo! Dov'è Sant'Angelo? Raga, ancora sfilando. Allora, stanno ancora sfilando, ma voi dovete sapere una cosa, che noi siamo stati a Sant'Angelo a vedere la preparazione del carro e quindi devo dire che è una doppia soddisfazione. Ora mi metto tra il presidente e il sindaco, nell'attesa che arrivino quelli di Sant'Angelo. Eccolo qua, ecco, allora adesso dovrebbero arrivare perché stanno finendo la sfilata. Allora, vediamo la motivazione della vincita di questo carro. Perché avete scelto proprio Sant'Angelo? Beh, penso chiaramente sia anche è una giuria, dobbiamo più che chiederlo a me, dobbiamo chiedere al presidente della giuria, che è appunto il maestro Barisco. Però immagino che, insomma, vediamo anche il presidente della giuria. Secondo me è stata anche la coreografia, e per me è piaciuta moltissimo la ricostruzione in 2 minuti della favola di Pinocchio. Non so se avete notato, è stata riassunta in un modo, in 2 minuti, non è facile, quindi secondo me ha colpito anche questo, ha dato secondo me un punto determinante dell'Ago della Bilancia, ha fatto scegliere la dedicazione del premio a questo carro. No, perché poi l'esperienza del presidente dei Carnevali di Marca, voglio dire, cos'è che gioca la differenza da presidente dei Carnevali di Marca? Poi gioca anche la fattezza del carro, il numero dei figuranti, anche come si muovono, il movimento anche delle figure di cartapesta, appunto, che fanno da coreografia non solo. Aspetta un attimo, Simone, girati, perché guarda che stanno arrivando tutti di corsa. Eccoli qua, l'altro di quanti, perché forse non se l'aspettavano nemmeno. Perché appunto hanno vinto lo scorso anno per il Leone, quindi non si aspettavano di vincere anche quest'anno. Però la giuria è la giuria, decidono loro, noi chiaramente non diamo nessuna indicazione. Ecco, allora ti lascio ai Pinocchi e alle Pinocchie e poi ci sentiamo per la giudice, perché avete deciso per questo. Vai Pinocchio, vai su che mi stanno aspettando. Dai, Mastro Geppetto, dov'è la fata turchina? 2023-2024, aspetta, bella doppietta. Avanti. Esatto, la volpe, c'è anche aspettate perché deve arrivare anche la fatta turchina. Il gatto, la volpe non c'è più. La volpe non c'è più. Sta arrivando. C'è anche l'amministratore di condominio. No, è la fatta turchina quella che è il più importante.
la fata turchina che non può mancare. La volpe, il mago, la balena, dov'è? Geppetto c'è. Guarda, mangia ecco fuoco. La volpe! Ecco la volpe! Vieni, fata turchina. Coraggio, ecco la fata turchina. Non poteva mancare la fata turchina. La volpe di volpe vestita. Eccola qua. Signora, scusi, posso? Permesso, posso? No. Ma è vera? Lei è vera! Mannaggia Onella che sei! Eccola qua! Allora la volpe, il gatto, il mago, il mangiafuoco, Geppetto e soprattutto lui, Pinocchio! Bravi, complimenti ancora. Allora chi parla per la diretta? Che concludiamo la diretta. Il Presidente, però voglio anche tutti gli altri. Allora Presidente, aspetta un attimo, eccoci qua. Di qua, così. Allora Presidente, cominciamo con, ve l'aspettavate già l'anno scorso con Re Leone? No, non ce l'aspettavamo né l'anno scorso né quest'anno, è stata una cosa incredibile, non l'avrei mai pensato. Ha detto che insomma i movimenti, le cose, tutto quello che... Devo dire, abbiamo portato fortuna un po' noi, siamo venuti a spoilerare. Esatto, Antena 3 ha portato fortuna. Perché siamo venuti a fare il servizio sulla preparazione per far vedere il lavoro. Poi dovete sapere che quando facevamo le prove, la prima cosa che ha detto è non fate vedere le coreografie. Banca cattiva, eh? No, sono buona, sono la fata turchina. Va bene, allora. Grazie. Io vorrei fare un ringraziamento a tutto il gruppo che è stato eccezionale. Abbiamo fatto tutto questo lavoro in pochi mesi e grazie a tutti, grazie alle Sarte che ha fatto il carro, a tutta la coreografia. Grazie a tutti veramente di cuore. Però ringraziamo anche tutti gli altri carri perché senza di loro il carnevale non sarebbe. Esatto, io tutti gli altri carri faccio i miei sentiti complimenti perché sono stati veramente bravi e si vede che la qualità si sta elevando di anno in anno. E quindi diciamo lo spettacolo di Treviso 2025 sarà ancora meglio di quest'anno allora. Speriamo, dai. Cosa state pensando? Pinocchio dice speriamo. Non si può dire? No, non si può dire, abbiamo in mente qualcosina. Dai un po', però ancora... dai un anticipo. Ma allora, forse avrò ancora le ali. E allora voleremo 2025 voleremo allora, va bene. Io direi, se in regia mi dicono che va bene, potremmo anche con queste belle immagini e soprattutto i vincitori salutare tutti e ringraziare tutti quelli che sono rimasti con noi a vedere insieme questo Carnevale 2024. Vi diamo appuntamento alle 19:30 circa, 19:40, saremo di nuovo in collegamento in Piazza Signori, mi auguro con i vincitori proprio per commentare con il telegiornale non solo la loro vincita ma anche tutta la presenza, si parla di quasi 100.000 persone qui a Treviso per il Carnevale 2024. Quindi da Pinocchio, da Sant'Angelo, da Treviso e soprattutto dall'allegria del Carnevale 2024 a tutti voi buona serata e grazie ancora per l'attenzione. Grazie all'amministrazione comunale, a tutti.